sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me, se non è amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me, se non è amore dimmelo tu, cos'è? E poi restava a parlare di noi, solo noi, dimmi che tu mi vuoi, solo noi, il respiro di noi, solo noi, dimmi che nessuno ti ha fatto tremare come tremi con me, solo noi, le montagne se vuoi, solo noi, prati verdi se vuoi, solo noi, dimmi che non sai stare da solo un minuto se non sei con me. Odio l'aurora, ora che non ci sei, scende la sera, entri dentro di me, se non è dolore dimmelo tu, cos'è? Ti penso ancora, ma tu non sei con me, solo noi, dimmi che amore, solo noi, la mia mente dove, solo noi, odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te, solo noi, le montagne non vuoi, solo noi, prati verdi non vuoi, solo noi, mi dicevi che non puoi restare un minuto lontano da me, solo noi, la mia casa non vuoi, solo noi, prendo tutto se vuoi, solo noi, odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te, noi solo noi solo noi solo noi, noi solo Solo noi purtroppo abbiamo aperto questo 2024 con 4 o 5 già femminicidi, una cosa incredibile. Io non so, ne parlerò questa mattina con un'ospite graditissima che è Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo di San Donà di Piave, ma non solo Presidente di questo emporio importante, ma soprattutto perché sa di cosa parleremo, ha trattato il tema, ecco, di questa. Qualcuno dice che non sono pazzi, ma se non sono pazzi cosa sono? Che sfigurano queste vittime anche dopo averle uccise con una ferocia incredibile, strutture che vacillano, non ci sono, famiglie un po' con le spalle al muro, a chi si rivolgono, dove? Allora eccola qua Gabriella Mauro, grazie intanto Presidente di essere qui con noi, ma soprattutto per capire che oltre alla povertà c'è una povertà mentale che colpisce indistintamente del ceto sociale e questo fa paura perché hai il nemico dietro l'angolo e non sai quando lo troverai, se lo troverai e come lo troverai. E delle volte, molte volte è il marito, è il tuo compagno, il tuo ex, ma chi va a pensare che questo mi ammazzerà, che mi sfigurerà? Ma soprattutto poi lasciano questi figli, questi bambini, questi ragazzi. Ho sentito un'intervista ieri di un ragazzo diventato uomo che purtroppo sulla sua pelle ha provato cosa vuol dire il femminicidio perché è stata uccisa la sua mamma
dal padre o dal compagno, non mi ricordo, che ha detto è un trauma che non passerà mai. Ecco, voi non avete idea come si vive, ecco, e cosa si prova. Sono dolori immani. Prego, Presidente Mauro. Intanto buongiorno a tutti. Stai toccando un argomento che veramente sta colpendo la nostra sensibilità di qualsiasi essere umano. Io come donna devo dire che non riesco a spiegarmi questi atteggiamenti, ma soprattutto mi fa riflettere parecchio su quello che deve essere l'attenzione verso le persone che ci circondano. Perché la sensibilità di ognuno di noi è quello di guardare e di percepire anche il malessere delle persone che ci stanno vicino. Invece abbiamo tendenza un po' a mimetizzare, perché abbiamo paura anche di dire mio figlio o il mio compagno non è sano e soprattutto magari ha dei comportamenti che possono diventare pericolosi. Cerchiamo di giustificare. E questo credo che sia uno dei danni più grossi, proprio perché in un momento di loro crisi arrivano a fare delle cose molto molto gravi, appunto, è quello che stiamo ascoltando e vivendo in questo periodo molto molto difficile. Sentiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Sì. Rinaldo? L'ho capito. Niente Rinaldo, lo sento Ciao, ma non riesco a... Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Buongiorno Rinaldo. Buongiorno, purtroppo questi problemi che abbiamo, i problemi sono Abbassa la televisione Rinaldo, ormai lo sai come funziona. Sì, aspetta che avevo sbagliato, l'avevo sbagliato. Sì. Allora, quello che fa il signora qua, come che ti tratti, i problemi da 100 anni, negli anni 60 andavo al Betania a Venezia a portargli, che era per i poveri, no? Portargli roba a mangiare, andavo in tanti altri luoghi. E oggi, che siamo nel 2024, non si cambia niente, perché i poveri che a volte gli vengono adesso, e in più anche adesso i mobile, una volta erano tutti poveri, capito? E ora abbiamo più solidarietà verso gli altri. Adesso tutti abbiamo espulso il naso, tutti vogliamo insegnargli di tutto. Mi guardo la televisione, delle volte mi rabbio perché mi ho 80 anni, un figlio a 20 anni, cosa potete mi insegnarmi? Uno a 30 perché ha studiato. E robe che io ho studiato, mi ho fatte nella vita, e ho capito e conosciuto vivendo, che capito Mirella? E ora cosa ne mi insegna? Insomma, bisogna assai fare a chi che le vuole il vostro mestiere e mettere nelle circostanze di poterlo fare e ti risolvo il problema, perché mi guardo cosa che faccio ma non sarei capace di fare, intanto non ho la vostra costanza, non sarei bravo come devo gli altri, lo faria ma su un'altra maniera. E ora tutti questi problemi, mettiamo sta gente del cuore come devo gli altri, senza profitti, senza farsi vedere in giro, perché la carità peosa è buona a farli tutti, quello che da tanti schei che dà 1 milione e poi li conta a tutti, quello che non ha niente, che te dà 1.000 franchi, dà più cuore. E ora, insomma, mi è un problema da 100 anni e se non siamo buoni a risolverlo, vuol dire che qualcosa l'abbiamo dentro di noi altri che non l'abbiamo imparato. Perché sì, no, che bello, coltiva a casa tua, ti sei alla porta e siccome ti dassi un colpo di spugna a tutto quello che la gente va in cerca di insegnarti. Diventiamo più buoni, ma non con la bocca, col cuore, perché dopo è vita, c'è una roba, è vita, i vecchi, ma se i giovani fortunati diventano vecchi anche loro di bella, capito? E anche la vecchiaia che devi viverla, perché ti dà bei ricordi. Abbiamo fatto mille robe che io neanche non si immagina, e situazioni che avevamo neanche da risolvere. Ed era quella del mangiare, di comprarsi le scarpe. Adesso il telefonino, gli dà tutto, ma gli dà in cuore il pensiero di stare in compagnia con gli altri, ma senza mostrare cosa che ti dà. A me quello che ti dà non mi interessa, mi interessa quello che persona che ti sei, capito? E non funziona così purtroppo,
Devorrà un po' di anni, ma sono convinto che i fiori, perché non vedete tanti cattivi fiori, che ne siete cattivi e che ne siete anche tanti bravi. Solo i cattivi, se fate, i grandi resta sempre a nell'oblio. Cara Mirella, buona domenica e buongiorno Presidente, bravo per quello che fa e buongiorno. Grazie, caro Rinaldo. Ricordo che il Presepi a Villa Margherita Inclusiva, anche quello dedicato a Giulia Cecchettini, siamo aperti fino al 31 gennaio, dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 18 il sabato e la domenica, perciò se qualcuno deve ancora visitarlo, ecco, venite a vedere perché merita veramente, soprattutto per la passione che abbiamo di questi maestri presepari, sono una passione incredibile cosa riescono a fare, ma soprattutto anche questo circuito, questa Villa Margherita inclusiva che è entrata anche nel mondo degli albergatori, perché siamo nel sito, il Presidente Cara ha messo nel sito, perciò voi non avete idea i turisti che abbiamo avuto anche in queste giornate festive del Natale, del dopo Natale, e proprio come ammirano queste preziose ville che magari qualcuno non le ha neanche mai visitate, le abbiamo a due passi e che è la nostra storia, ecco, le hanno lasciate per noi, ecco, investivano molto questi mecenate anche nel bello e nell'arte. Cosa vuoi dire, Gabriella, anche in merito a quello che ha detto Rinaldo? Ha detto delle grandi verità, obiettivamente, perché noi dobbiamo pensare che chi ha vissuto e ha oggi la sua età sono persone di grande spessore che hanno, dico, anche patito quello che si dice, la povertà, le difficoltà, come diceva, i sacrifici anche per comprarsi un paio di scarpe. Oggi, come oggi, lo rapportiamo a oggi, anche oggi abbiamo delle difficoltà, però abbiamo anche molto a disposizione. Se noi guardiamo il mondo del volontariato, il mondo del lavoro, offre molto. Siamo noi, proprio come singoli, che dobbiamo anche porsi in apertura, andare verso gli altri e anche chiedere quando abbiamo bisogno, perché ci sono tante risposte. Per cui io vedo che anche i giovani, forse abituati fin da piccoli ad essere, diciamo, anticipati nei loro bisogni, perché cerchiamo di soddisfare qualsiasi loro necessità e qualsiasi bisogno, diventano adolescenti e adulti con una esigenza più alta, però non devono aspettarsi sempre che viene dato, ma devono anche cominciare a mettersi in gioco. Cominciare a mettersi in gioco, però io penso che anche sia l'ora che molti uomini comincino a mettersi in gioco per cercare di spezzare questa catena incredibile di femminicidi che sta avvenendo, perché noi ci siamo sempre stati in prima linea, ci siamo messe la faccia, ci siamo rimboccate le maniche per dare questo aiuto. Ecco, basta vedere i centri di accoglienza da chi sono gestiti, ecco, questo mondo del volontariato femminile che nonostante anche tanti problemi riesce sempre a dare qualcosa, ma adesso devono fare la parte importante, è proprio l'uomo che la deve fare, l'uomo che deve convincere e farsi una ragione, che deve fermare quando vedi uno sguardo di troppo, una parola di troppo, un gesto di troppo, non lasciar perdere con le solite frasi che veramente ormai delle volte si sentivano come per slogan, ecco, ma lui è un giocarellone, ma lui è fatto così, non badarci, sta scherzando, no, sono scherzi pesanti che poi noi ci portiamo tutta la giornata e non solo, perché ci rendono veramente depressi. Cosa vuoi dire, Gabriella? Sono d'accordo, questa tolleranza sta diventando una consuetudine e delle cattive abitudini. E credo che tutte noi donne, ma indipendentemente dalla donna o dall'uomo che sia, dobbiamo osservare delle regole di buona convivenza, di buon rispetto, perché ognuno di noi ha una sua dignità e credo che quando è in difficoltà non può, diciamo, diventare violento, non può prevaricare sulla persona che ha accanto, perché questo poi porta ad un crescendo fino ad arrivare a gesti estremi. Questo gesto estremo che oggi noi viviamo lo vedo come un qualcosa che veramente non è più controllabile e come donna, per cui mi pongo proprio il problema di oggi qui come riflessione e dico: non è che stanno diventando dei fatti emulativi, perché il parlarne, il vedere con che ferocia alcune cose vengono portate avanti, mi fanno dire: ma cosa sta accadendo?
l'uomo o donna che sia non possono avere questa voglia di distruzione, perché notiamo che alcune volte c'è un accanimento verso la vittima che è eccessiva, non è umana. Perdona la mia schiettezza, però ritengo che l'uomo o donna che sia, nel momento in cui ha una violenza per scatto, per un momento di ira, il primo gesto, il secondo, ma l'accanimento così violento per me è incomprensibile, se non giustificato da qualche patologia. Allora andiamo a Padova e andiamo a vedere proprio, pensate, era il 12-12-2023, perciò il 12 dicembre 2023, dove c'è stato questo, è stato detto questo aumento, è stato spiegato ed evidenziato aumento denunce e violenza di genere. Andiamo a sentire, andiamo a Padova. Perseguitava la compagna con cui aveva una relazione dal 2020, maltrattandola, tanto che la donna si è rivolta ai carabinieri e al centro antiviolenza. Un 58enne di Piombino Dese è stato denunciato. Questa è solo una delle numerose storie di violenza di genere emerse dopo la tragica fine di Giulia Cecchettin. Il clamore mediatico ha spinto molte donne a denunciare. Nell'ultimo mese sono aumentati i provvedimenti messi in campo dopo le indagini dei carabinieri in tutta la provincia. A San Martino di Lupari è stato denunciato un 45enne per maltrattamenti fisici e verbali alla moglie, picchiata e insultata davanti al figlio minorenne. A Tre Baseleghe un 54enne è stato denunciato perché perseguitava e pedinava la sua ex. Ad Abano Terme un 27enne continuava a pedinare la sua ex nonostante un divieto di avvicinamento. A Boara Pisani denunciato un 48enne che picchiava la moglie. Infine a Montagnana è stato disposto il divieto di avvicinamento per un 39enne responsabile di maltrattamenti alla compagna. I carabinieri ricordano i numeri di emergenza da contattare, il 112 o il numero 1522 per rivolgersi ad un centro antiviolenza. E andiamo ancora a Padova e continuiamo a vedere violenza di genere, 3 casi, era il 27 dicembre del 2023, andiamo a sentire. Ha trovato il coraggio di raccontare i maltrattamenti che subiva da tempo i carabinieri intervenuti la mattina di Natale per sedare l'ennesima lite. Una donna residente dal Bignase che in una giornata ha chiamato per ben 2 volte il 112 per 2 liti furibonde con il convivente. Dopo l'ennesimo intervento la vittima ha deciso di denunciare e raccontare ai militari una storia di soprusi e maltrattamenti e così il compagno 30enne è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. Ma questo è solo uno dei tanti interventi delle forze dell'ordine nei giorni di Natale per contrastare la violenza di genere. A Pieve di Sacco un 41enne del posto ha ricevuto il divieto di avvicinamento alla moglie e verrà monitorato con il braccialetto elettronico. L'uomo è ritenuto responsabile di comportamenti persecutori nei confronti della donna che l'aveva denunciato. Infine a Selvazzano un 45enne è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare perché in passato era stato denunciato per le continue minacce fisiche e verbali e le vessazioni psicologiche a cui sottoponeva la compagna. E adesso andiamo a sentire cosa è successo, come abbiamo aperto l'anno, il 9 gennaio 2024, sempre a Padova, operazione violenza di genere carabinieri. Andiamo a sentire. Ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli minori al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi. Solo il pronto intervento di un amico di famiglia che era presente al momento dell'aggressione ha evitato il peggio e così un 49enne di Tombolo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. La donna ha avuto il coraggio di denunciare la violenza solo all'indomani, ma la testimonianza dei figli e del conoscente ha permesso ai militari l'arresto in flagranza differita, una procedura possibile grazie alle ultime normative inserite nel codice rosso. Purtroppo questa storia capitata a Tombolo è solo l'ultimo episodio di violenza di genere nel nostro territorio. Dall'inizio dell'anno nella provincia di Padova sono già stati 6 interventi dei carabinieri, quasi uno al giorno. Domenica un 60enne padovano infatti è stato denunciato e allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie davanti ai 3 figli minori. Il giorno dell'Epifania a Vigo d'Arzaro un episodio analogo, un 25enne aggredito con pugni al volto e alla testa la convivente sempre davanti ai figli minorenni. Le botte e i soprusi duravano da un anno e
Così il 25enne è stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. Il giorno prima a Campodarsego un uomo violento è stato denunciato per le sue continue aggressioni. Il 3 gennaio invece a Vigonza un padre di 48 anni è stato denunciato per aver picchiato la figlia minorenne scoperta mentre chattava con un coetaneo. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo. I carabinieri hanno scoperto che il padre l'aveva promessa in sposa ad un cugino contro la sua volontà. Infine il 2 gennaio a Casale di Scodosio un 52enne è stato denunciato perché il giorno di Capodanno aveva aggredito la moglie, che è stata così portata in una struttura protetta. Allora, Presidente, dico proprio come Presidente, visto che abbiamo delle associazioni da portare avanti dove ci sono uomini e donne, ma quello che mi preoccupa è che la violenza, la brutalità non ha età, perché vai dal ragazzino di 15 anni, minorenne, al ragazzo, all'uomo, al diversamente giovane come lo chiamo io. Abbiamo sentito persone di 60, 70 anni che hanno ucciso la moglie o hanno mandato uccidere la moglie. Allora cosa c'è dentro questo uomo, questo ragazzino, questo ragazzo, questo uomo, questo nonno, questo papà? Perché veramente è inaudita poi la ferocia alla quale assistiamo e sono sconvolti i familiari quando trovano questi poveri cadaveri proprio sfigurati. Prego. Io proprio per l'esperienza che vivo nel nostro ambiente, no, di povertà, devo dire che la violenza, per fortuna, non è così diffusa come noi sentiamo in questo periodo di queste grandi atrocità. Credo una cosa comunque, che la violenza sia un crescendo che appunto quando noi lasciamo che questi ragazzini comincino a fare un po' quello che vogliono, che non hanno rispetto dei propri genitori, che si sentono impuniti, anzi si sentono quasi onnipotenti, come se fosse un gioco diciamo così virtuale, devono avere degli adulti, dei punti di riferimento che devono far loro capire che la violenza non è un mezzo per ottenere un qualcosa, che la persona che hanno di fronte ha i loro stessi diritti, che la violenza non può portare nulla di buono. Questo crescendo è perché? Perché queste persone fanno un'abitudine nel voler ottenere quello che vogliono, soggiogando e colpendo gli altri. Io non tollero, e lo dico proprio come persona, indipendentemente dal mio ruolo, che si possa far vivere a dei figli la violenza in famiglia. Credo che sia così, come posso dire, non solo doloroso, ma porti poi a un'educazione del sopportare delle cose negative e cattive, perché questa si chiama anche cattiveria, perché nel momento in cui io, uomo forte, che è facile dare un pugno, no? Ma prova a riceverlo. Se noi donne avessimo un po' più di attività forse fisica, di poterci difendere, qualche volta lasceremo questi uomini un po' stupiti. Invece siamo lì a subire per il bene della famiglia, per non avere, diciamo così, anche la critica del vicinato, del familiare, cose di questo genere. Per cui assolutamente dobbiamo alzare la testa e cominciare a denunciare e soprattutto a non accettare neanche il più piccolo schiaffo. Questo però va detto anche a certe situazioni familiari e qui parlo di persone dove anche gli stessi familiari devono cambiare registro. Non può essere che questi familiari dicono a questa povera donna che cerca magari aiuto: ma cosa fai, dove vai, ci sono i figli, ci sono i vicini, perché guardate che funziona anche così, poi i vicini cosa dicono, l'opinione pubblica, come se lei poveretta andasse a mangiare dai vicini o andasse a confessarsi dai vicini. Ecco, anche questi familiari dovrebbero più supportare, perché io sono convinta che non è vero, Gabriella, che non si sappia. Ecco, io sono dell'idea che è inutile che continuiamo a dire era un bravo uomo, gentile, educato. No, non è così. Io non ci credo. A questa famiglia Mulino Bianco proprio non ci credo. Ci sono dei segnali che dovrebbero essere veramente ascoltati, specialmente anche nelle scuole da parte di questi ragazzini, perché molte volte è anche là che loro si esprimono, magari con un disegno, con una lettera, con qualcosa.
ma soprattutto la famiglia che non deve essere una famiglia di sbarramento e di impedimento nel denunciare, nel prendere questa povera donna e supportarla e non di continuarla a farla soffrire, perché è inaudito quello che assistiamo. Cosa ne pensa? Sono pienamente d'accordo. Questo sostenere o far finta di niente o nascondere, peggio ancora, credo che sia proprio coltivare queste violenze. Io penso che proprio ci sia una necessità che ognuno di noi si senta responsabile per denunciare, aiutare. Abbiamo in ogni paese ormai servizi sociali, abbiamo delle strutture, associazioni che possono darci una mano e di conseguenza ognuno si deve proprio prendere la volontà di denunciare, di aiutare, di sostenere queste persone, ma anche convincere queste donne a non accettare, perché è vero, noi possiamo trovarci nella difficoltà di dire dove vado, cosa faccio, i bambini, cose di questo genere, ma qualsiasi cosa dovranno affrontare sarà sempre meno dolorosa che subire la violenza e soprattutto farla vedere ai propri figli, perché un bambino che cresce nella violenza, ma come potrà essere da adulto se non un bambino scioccato? Questo che mi chiedo, per cui le donne devono imparare a non accettare la violenza. Però io mi domando, non penso che proprio in nessun caso non ci sia la possibilità da parte di certi familiari di ospitare la sorella, la cognata. Cioè mi sembra che due famiglie, io non ci credo, guardate, io non so, sarà perché vivo delle situazioni e le vedo coi miei occhi, è come non voler entrare nel problema, aver paura di supportare questa famiglia. Io capisco che magari non tutti hanno questa possibilità perché magari non hanno la casa adatta, ma di due famiglie, possibile che non riusciamo proprio a supportare questa donna? Avete sentito le case famiglia cosa costano? Anche aiutare economicamente magari il familiare che la ospita, perché mi sembra che sarebbe un po' più protetta da un familiare che non trovarsi da sola con questi ragazzini, per quanto questi educatori siano bravissimi, perché sono case famiglia dove c'è comunità, dove ci sono psicologi, c'è psichiatri, di tutto e di più. Però io penso che sia un trauma ancora più grande, perché io penso che queste donne si sentono ancora più sole. Sia il supporto di queste figure, ma sono estranei, non sono persone che nel tuo quotidiano incontravi, parlavi, vedevi. E soprattutto questi bambini, il trauma di questi bambini che devono essere portati via dalla loro casa, dalle loro cose, dalle loro camerette, dai loro amici, compagni. Ecco, io lo trovo veramente qualcosa di squallido questo, nonostante ci vogliano, perché sono strutture delle volte anche importanti, però per me non deve girare così, la politica deve dare qualche altro segnale, intanto mettere, a mio avviso, Presidente, in condizioni questo uomo che non nuocia, ma lasciare la donna a casa, nella sua casa con i figli e proteggerla là, non proteggerla in comunità, proteggerla anche là, se non in casi estremi, perché ci sono anche dei casi estremi. Ma soprattutto ecco, a non traumatizzare ancora di più questi bambini, questi ragazzi che veramente dopo quello che hanno subito devono andare in comunità. E lo dico perché io l'ho vissuta e voi lo sapete perché ve l'ho raccontato, di questo ragazzino per 3 volte è scappato dalla comunità e lo trovavano nei gradini di casa, nella sua casa, che piangeva ma voleva rimanere nella sua casa, anche da solo diceva ma lasciatemi nella mia casa. Capite perché parlo così? Non parlo per sentito dire, perché le ho vissute. Quando si vivono queste situazioni e guardi negli occhi questo bambino, questo ragazzino che sta crescendo e ti implora di lasciarlo a casa sua, perché quella è la sua casa, io sto da solo, mi arrangio, sto bene, ma lasciatemi qua. Capite che mi viene voglia di dirle queste cose, ma qualcuno sta ascoltando questi bambini, o stiamo ascoltando sempre queste persone adulte, queste mamme e papà, e loro non li ascoltiamo? Cosa ne pensi, Presidente? Che stai mettendo proprio il dito sulla piaga. La rete familiare. La rete familiare che dovrebbe essere il grande supporto di ognuno di noi, perché comunque oggi ci siamo perché abbiamo avuto un papà e una mamma e di conseguenza dei nonni. Quando vedi una figlia, un nipotino che vive una situazione di difficoltà,
sei obbligato moralmente, perché se dici di amarli, devi aiutarli. Per cui non c'è casa piccola, sono d'accordo con quello che hai appena detto. Casa piccola, problemi economici, non esiste, perché chi ama davvero deve aiutare i suoi figli. Chiederà, non può da solo, chiederà aiuto alle istituzioni, chiederà aiuto agli amici, ma noi dobbiamo dare forza di nuovo a quella rete familiare di cui tutti noi abbiamo un'appartenenza. E magari supportarla anche economicamente, se uno non ha la possibilità, però supportarla magari per un periodo. Si diceva che dove mangiano 2 persone possono mangiare anche 3. Anche perché noi saremo anche disponibili con i banchi alimentari, se proprio c'è questa necessità, oppure il mondo di volontariato a supportare. Cosa ne pensi, Presidente? Sì, assolutamente. Poi ci sono, come abbiamo detto prima, moltissime istituzioni, tante case famiglia, cose di questo genere, per cui noi dobbiamo rompere questa catena di omertà, perché alla fin fine si chiama omertà, perché nel momento in cui io sento in qualsiasi casa oggi basta dare un urlo, abbiamo delle pareti che si sentono facilmente le cose, per cui far finta di nulla è l'indifferenza, e l'indifferenza uccide una società, assolutamente. Francesca da Rovigo, poi andiamo in pubblicità. Vai Francesca. Sì, buongiorno. Condivido pienamente quello che stava dicendo la dottoressa in questo momento, che l'omertà uccide la società, perché proprio se non c'è questa gentilezza, quel voler aiutare l'altro, proprio per disinteresse ma per il bene della società, la società non migliorerà mai. Quello che io volevo anche far presente, che quando ci sono queste situazioni, non so se mi sentite bene. Sì, bene Francesca, vai. Sì, intanto buona giornata a tutti. Ecco, quello che volevo far presente è che non sempre le persone vengono aiutate proprio per un discorso di omertà, di disinteresse, di nessuna volontà, perché ciò che muove le persone sono i soldi, in realtà, da quello che ho visto. È dura, è brutto a dirlo, ma sembra che sia l'unica cosa che interessa alle persone, e vale quasi per tutti, direi. Insomma, ci sono poche eccezioni. Pertanto, se non c'è un motivo che muove una persona, anche i parenti sono, come ha detto lei, omertosi, non gliene frega proprio niente, non hanno il minimo interesse ad aiutare. Quindi la persona probabilmente non si sente in grado di poter chiedere aiuto a persone, viene dato però in maniera per fare del male, ecco. Cioè il pericolo è anche quello, quindi voler portare le persone in altri posti, a volte io ho sentito anche altri, insomma anche pareri di alcune persone, non è che una persona per star bene debba essere portata in un centro, essere protetta, perché si sente, come dire, viene sradicata da quelle che sono le sue necessità, le viene imposto un modo di vivere, deve sopportare anche una serie di problematiche, insomma, abbastanza grandi, e quindi non ha più la sua possibilità di vivere serenamente, tranquillamente. Dovrebbe essere il problema, secondo me, guardato da un altro punto di vista. Non la persona deve essere portata via, perché la persona viene proprio ghettizzata, viene fatto ostracismo, vengono fatte tutta quella serie di abusi fisici e psichici e morali e spirituali proprio per annientarla, e prenderla e portarla via e metterla da un'altra parte è come portarla in galera. Quindi secondo me che va fatto è proprio un lavoro per aiutarle alle persone, per poterle supportare, ma senza doverle, come dire, criminalizzare, cioè della serie è colpa tua se sei in questa situazione. Non è vero, perché spesso e volentieri sono le persone che stanno intorno che vogliono criminalizzare quella persona perché hanno degli interessi di qualsiasi tipo. Ti ringrazio. Quindi io volevo portare la mia proposta perché fosse visto il problema anche da altri punti di vista, non solo per l'associazione che deve aiutare, ma anche per la persona stessa. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Cara Francesca, non sai che gradita che è questa telefonata, perché siamo con lo stesso pensiero. Ecco, abbiamo la stessa necessità di far capire che non è che deve funzionare sempre così perché qualcuno ha deciso che deve funzionare così. No, tu devi fare come quando andiamo a fare il vaccino che ti fanno l'amnesi. Ecco, tu fai questo, chi sei, cosa vuoi,
cosa vogliono i tuoi bambini, come potremmo aiutarti, cosa vorresti fare, dove vorresti andare, vuoi rimanere qua, c'è qualcuno in famiglia, ecco, ma si fa questo, ecco, io vorrei capire. Oppure si prende questa donna, si prende con i suoi figli, si porta in questa struttura che sarà anche la più bella, la più preparata, ma è quello che vuole lei, questa donna, o vogliamo ascoltare questa donna, questi bambini, cosa vorrebbero? E soprattutto la protezione, cioè anche col mondo del volontariato. Io ad esempio, quando ho avuto bisogno, ho avuto le associazioni combattentistiche che sono ex carabinieri, in pensione, finanzieri, vigili del fuoco, c'è di tutto e di più che ti supporta, cerchiamo di supportare anche con queste realtà che abbiamo. Ma perché sempre si deve portare via la donna e metterla in una struttura? Chissà cosa che gli diranno le associazioni che accolgono questo, però è giusto sentire anche il pensiero degli altri e poi parlarne. Prego, Presidente. Anzi, facciamo così, andiamo in pubblicità perché sennò foro troppo. Pubblicità. Siamo con Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo di San Donà di Piave, dove parliamo non solo di povertà, ma anche di povertà psicologica, questi uomini che non vogliono crescere, ma anche le istituzioni dovrebbero supportare di più. Abbiamo sentito la telefonata di Francesca che sposa veramente le parole che abbiamo detto. Io non dico di non andare nelle strutture, ma prima capiamo chi è questa famiglia, questa donna con questi ragazzi, l'ascolto che manca. Avete sentito ieri come fanno fatica qualche politico ad ascoltare, agli sfoghi. Non sono qua per ascoltare gli sfoghi. E come sei qua per ascoltare gli sfoghi? Anche perché ti diamo 8.000 euro al mese, penso che lo sfogo puoi anche ascoltarlo, dico io. Prego, Presidente. Allora, noi possiamo dire una cosa, che proprio perché facciamo parte di associazioni, e io ringrazio l'opportunità di avere l'Emporio Solidale con un centro di ascolto. Un centro di ascolto dove avrà maggior sicuramente spazio in questo periodo, perché prima ci si occupa sempre dei bisogni primari, no? Dar da mangiare, come si usa dire. Oggi invece riteniamo che sia indispensabile l'ascolto, però un ascolto che sia attivo a 360 gradi con grande collaborazione, perché noi siamo volontari e di conseguenza abbiamo delle competenze che sono, diciamo così, limitate rispetto a tutto quello che viene offerto dalle istituzioni. Per cui un'ottima collaborazione con i servizi sociali, con le case famiglia e quant'altro. Noi sicuramente abbiamo il dovere di metterci a disposizione per l'ascolto, perché quando noi diventiamo punti di riferimento, perché le persone che sono in stati di difficoltà, in particolare chi magari è un po' isolato, che non ha questa rete familiare, deve avere un punto delle persone che l'ascoltino, in modo che possa aprire il suo cuore, aprire la richiesta che qualcuno deve comunque ascoltare e attivarsi per aiutarli, perché non possiamo pensare che una donna o un uomo che sia subisce violenza, che vive in uno stato di omertà e che non può più accettare la sua situazione perché ha dei bambini così, qualcuno deve ascoltarla e noi dobbiamo essere lì non solo ad ascoltare ma ad agire, coinvolgere tutti i soggetti che possono aiutare in quel momento. Ed è Questo molto è un importante. qualcosa che ritengo che deve essere sempre più indispensabile, ma necessario per poter davvero cominciare a rompere queste omertà e soprattutto non sentire ogni giorno queste violenze. Adesso andiamo a vedere il video che ci ha portato Gabriella Mauro, Presidente dell'Emporio Solidale San Vincenzo Basso Piave a San Donà di Piave, per capire l'importanza di questi video e di quello che vi facciamo vedere, perché forse qualcuno non sa veramente cosa sono questi empori, questi banchi alimentari. Andiamo a vedere.
E complimenti ancora a Gabriella Mauro per questo importante aiuto, per questo supporto. Stiamo cercando di fare rete anche tra di noi perché ci conosciamo poco, ci scambiamo poco. Abbiamo sentito anche la scorsa settimana che abbiamo fatto una riunione col Beato Erico, che salutiamo, ecco, l'importanza anche di conoscerci, di capire chi siamo e dove vogliamo andare a parare, perché, e questo lo dico in chiusura, non è che tutti possiamo fare tutto, ognuno deve prendersi un ruolo, capire fin dove può arrivare e come può arrivarci. Ecco, non è possibile che tutti facciamo tutto perché non ce la faremo mai, perciò anche qua dobbiamo fare delle distinzioni, perché ci sono empori, ci sono associazioni, ci sono cooperative, che sono tutta un'altra cosa, però purtroppo la burocrazia ha fatto tutto un grande minestrone e qua vogliamo chiarezza. Prego Gabriella Mauro, come ci saluti Presidente? Che fiduciosa perché fa parte del nostro mondo, è quello di essere a disposizione per aiutare il nostro prossimo, e ringrazio obiettivamente la Regione Veneto per questo grande progetto che sono gli Empori Solidali, che sono è un progetto che ormai, diciamo, ci sostiene da anni e che sicuramente attraverso le nostre azioni e tutti i mezzi di accompagnamento che abbiamo a disposizione possiamo aiutare sempre di più tutte le famiglie, per cui rivolgetevi a noi, perché un soldo risparmiato sul cibo può essere ben speso per andare dal psicologo, per farci aiutare da un medico e quant'altro, per cui qualsiasi persona che ha delle necessità si avvicini alle associazioni di volontariato, perché noi abbiamo dei contatti con i servizi sociali, con gli enti pubblici, con tutto quello che viene offerto nel territorio. Usateci, perché noi siamo lì a disposizione per voi. Io vorrei anche salutare una persona importante, una donna, che è la dottoressa Carla Midena, che si occupa, che è responsabile in Regione proprio di quello che abbiamo parlato adesso, di banche alimentari, degli empori solidali, che sta cercando di coordinare, di incontrare e sta facendo un lavoro immane che voi non avete idea quanto sta lavorando questa persona, questa donna, perché l'obiettivo è quello di aiutare la fragilità. E questo è il nostro obiettivo. Chi è fragile? Fragile vuol dire a 360 gradi, perché la fragilità è immensa, perciò ringraziamo veramente la dottoressa Carla Midena della Regione Veneto per il supporto che ci dà, anche per cercare di migliorare anche noi, di farci crescere, ma in maniera molto importante e veramente anche culturalmente dobbiamo dire grazie a questa persona, grazie. Grazie a Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale Basso Piave e San Vincenzo, grazie, pubblicità.
andiamo a vedere questo bellissimo presepe di sabbia a Lignano Sabbiadoro e dopo vi spiegherò il perché. Andiamo a vedere il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro. Bellissimo questo presepio di sabbia a Lignano Sabbiadoro, ma avete visto che maestri artigiani che abbiamo, che creativi. Ne parleremo questa mattina con Andrea Marin, responsabile provinciale Venezia Regione Veneto, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Veneto. Grazie Marin di essere con noi. Grazie a te, grazie. Che è sempre un piacere essere qui con voi e un saluto a chi ci ascolta da casa. E saluto anche collegata da Brescia Katia Impellettiere, vicepresidente nazionale Lega Abolizione Caccia. Grazie anche a lei veramente di essere qui con noi, molto importante parlare di animali, di ambiente, questi bambini, questi ragazzini che non troviamo in altri mondi del volontariato, ma dove ci sono animali e si parla di ambiente, i giovani ci sono. Allora io inizierei proprio da Marin. Perché questa sensibilità? Perché io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno sempre dei ragazzi, perché io sono convinta che ne abbiamo tantissimi di bravissimi, che danno anche buoni esempi, e invece vediamo sempre questo albero e non la foresta che cresce, questo albero che cade, mentre gli esempi buoni ci sono. Quando c'è un'emergenza sono i primi a partire, quando c'è da metterci la faccia, anche delle volte in maniera anche molto, diciamo qualcuno anche criticabile, però ce la mettono. Per un ambiente sono molto attenti. Cosa ci racconta Marin nel suo ruolo importante e osservatorio che ha in Regione? Sì, noi abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che ci supportano, che fanno volontariato con noi, che vivono con noi l'associazione, sia per la difesa degli animali che la tutela dell'ambiente. Quindi questo è importante perché vuol dire che abbiamo anche un futuro come associazione e per la tutela di animali e ambiente. Però sono convinto che si può fare molto di più, perché dobbiamo far entrare nella testa, nella mentalità di tutte le persone, e quindi dobbiamo lavorare dai giovani questa sensibilità. Di conseguenza, a mio avviso, dobbiamo partire dall'insegnamento nelle scuole, che questo manca purtroppo, e ci devono essere delle ore di lezione che parlano di animali, di ambiente, di ecosistema, in maniera che i ragazzi crescano con una mentalità che sia già imposta, preposta, indirizzata, perché il futuro sono loro. Allora sentiamo anche Katia Impellettiere, poi sentiamo anche la telefonata, ma prima vorrei salutare la vicepresidente nazionale della Lega Abolizione Caccia. Speriamo che diventi realtà questo problema che abbiamo veramente della caccia, poi sentiremo anche cosa ne pensa Marin. Prego Impellettiere. Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione.
Noi come Lega Abolizione Caccia, oltre diciamo alle attività legali che portiamo avanti, abbiamo anche delle attività nelle scuole di didattica, quindi cerchiamo di spiegare l'importanza alle generazioni future di conservare questo bene. Tra l'altro la sensibilità è cresciuta negli ultimi anni, soprattutto anche nei giovani, nelle nuove generazioni, e questo lo percepiamo anche quando facciamo delle partecipazioni nelle classi, delle scuole. E poi anche per la tutela degli anfibi, quindi facciamo partecipare anche delle scolaresche per il salvataggio ad esempio dei rospi. Cerchiamo di coinvolgere attivamente i giovani in queste problematiche, perché giustamente, come lei dice, è importante passare il testimone alle generazioni future. È molto importante. Abbiamo una telefonata da Boara Pisani, pronto? No, Mirella, Boara Polesine. Ah, ecco, mi hanno detto sbagliato. Ciao Rino, ciao, vai tranquillo. Ciao, Mirella. Ciao, allora, io mi sono gustato il progetto che hai fatto vedere prima in televisione. Infatti io quest'anno sono arrivato secondo sul progetto della parrocchia di Boara Polesine. Bello, sì, sono arrivato secondo, sì. E tra Granzette, Concadirame e Boara Polesine, il parroco alle 3 parrocchie. Diciamo che devo ammirare il suo ospite, quello che dice del volontariato. Allora, mia sorella fa tanto volontariato per la parrocchia di Granzette, organizza mercatini, organizza cene, organizza tante cose per tirare avanti, aiutare persone che hanno bisogno. E i ragazzi del giorno d'oggi, Mirella, queste cose qua non ve ne frega niente, adesso dice così, perché? Perché lo fanno solo per scopo loro, per soldi, non pensano che c'è della gente che ha bisogno, lo farei anch'io. Se potrei lo farei anch'io, ma purtroppo la situazione che sono messo non lo posso fare. Però visto come che a me mi hanno aiutato col discorso del braccio, che mi hanno donato un midollo, che sono guarito, e guarda, e lì vuol dire che è stato un donatore che per me è stato un regalo grande, diciamo, perché dopo 2 anni e mezzo sono contento che questo donatore mi abbia donato l'osso che cercavo. Comunque il discorso dei cani, ho visto anch'io certe persone e ho fatto tante segnalazioni, perché vedi quando la gente va in ferie abbandona il cane, ha fatto qua, ha fatto là. Per cosa serve allora avere un cane, avere una bestia? È come che tanti abbandonano i bambini. Ma perché? Cioè, cosa serve abbandonare una persona? Mirella, ti ringrazio, in bocca al lupo, grazie che mi hai fatto quel regalo, che hai fatto vedere quel progetto di sabbia, e sono contento di aver partecipato anch'io, che sono arrivato secondo. Mirella, ti ringrazio, buona giornata. Complimenti Rino. Allora, io sono dell'idea però che abbiamo fatto molti passi avanti rispetto a una volta. Una volta, se vi ricordate, specialmente nelle case di campagna, si vedeva questo povero cane con 30 centimetri di catena, viveva tutta la vita in catena. Bisogna dire dei passi avanti, grazie anche a queste associazioni, certo. Marin si sono fatti, però dobbiamo migliorare ancora, dobbiamo investire su quello che è un bene che lasceremo, come si parlava prima anche con Katia il pellettiere, al futuro, che sono i giovani, certo. Questi giovani che stanno cercando però anche di gridarlo. Guardate che è anche nostro l'ambiente, prego. Sì, ecco, tornando al discorso del maltrattamento di animali d'affezione, perché purtroppo noi abbiamo anche un nucleo di guardie zoofile, quindi purtroppo ci capita di trovare ancora certe situazioni che sono
paradossali, ci si trova davvero davanti a scene che sono inimmaginabili, perché veramente non trovo le parole per descriverle. Però è anche vero che c'è tantissima sensibilità e quindi ci si trova a situazioni fortunatamente limitate. Il più delle volte li si trova con delle persone che si capisce che sono tra virgolette ignoranti o comunque non hanno una cultura e di conseguenza non si sono creati quella sensibilità che tutto sommato la società adesso comunque richiede o comunque cerca di dare. Le nuove generazioni a mio avviso sono molto più sensibili rispetto a questo, perché quando ci si trova a che fare con situazioni particolari di maltrattamenti appunto di animali, il più delle volte ci si trova le persone anziane, le persone vecchie che comunque hanno ancora una mentalità, io dico del Medioevo, è brutto dirlo ma purtroppo è così. È vero, è vero. Anzi, andiamo a vedere anche questo primo video, prima parte che ha portato proprio Andrea Marie, molto importante, questo video di Leida, prima parte. Andiamo a vedere, poi commentiamo anche con Katia in Pellettiere. Dalla quotidiana lotta contro l'emergenza randagismo in tante regioni italiane, al sostegno per chi fatica a nutrire e curare i propri animali, agli interventi dopo le alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana, passando per le battaglie in difesa dei diritti di tutti gli animali, a partire dalla fauna selvatica, e soprattutto il lunghissimo contrasto alla provincia autonoma di Trento sui grandi carnivori. Anche il 2023, che volge ormai al termine, è stato un anno pieno di impegni per la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. All'attività di tutti i giorni appartengono i salvataggi di cani e gatti abbandonati, la lotta al randagismo e alle cause che lo alimentano, le staffette e le adozioni, l'aiuto a chi per gravi ragioni non può gestire i suoi animali da compagnia. Grazie alla dedizione dei nostri volontari, Leida ha potuto raccontare tante storie, come quella del cucciolo Cooper, ritrovato allo stremo delle forze a Carlentini, in provincia di Siracusa. È bellissimo! O come quella dei piccoli Bianchina e Grigetto, recuperati nelle campagne di Ragusa, sporchi, deperiti e spaventatissimi. O ancora alla storia del micio Freddy, al quale qualche criminale ha dato fuoco alla coda, provocandogli gravissimi problemi. E poi c'è la cagnolina Luna, tenuta per anni legata a un palo a soffrire il freddo e le intemperie. Oppure la maremmana Suomi, lanciata per pura malvagità da un'auto in corsa e rimasta per questo disabile. E poi vogliamo raccontarvi del cucciolo Orso e di Tessa, abbandonati all'angolo di una strada senza cibo e riparo. Ma tutti questi sono solo alcuni dei moltissimi cani e gatti che Leida ha recuperato da terribili situazioni di maltrattamento, abbandono e randagismo. Tante sono anche le famiglie che l'associazione ha aiutato da sud a nord, così come i canili della Sicilia e del Mezzogiorno, che hanno quindi potuto avere risorse preziose, indispensabili per la sopravvivenza dei loro sfortunati ospiti. Negli occhi e nell'anima inoltre resteranno impresse le immagini delle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana, dove i volontari della Leida si sono prodigati per salvare gli animali e per portare aiuti, cibo e medicinali di prima necessità. Due tragedie di cui le scelte umane portano grande responsabilità e per cui hanno pagato con la vita uomini e animali. Continueranno anche nel 2024 la battaglia contro gli allevamenti intensivi e i massacri indiscriminati di suini, con la scusa della peste suina africana. Le molteplici iniziative in difesa di tutta la fauna selvatica, i cinghiali, i cervi, i mufloni dell'isola del Giglio e le cure offerte agli animali delle campagne e dei boschi del CRAS Stella del Nord, il centro recupero animali selvatici, fiore all'occhiello della nostra Leida.
Allora, veramente è un video molto importante che dovrebbe farci riflettere. Allora, prima di dare la parola a Katia Impellettieri, abbiamo Lia da Saigareda. Ah, è caduta la linea, vediamo se la riprendiamo per cortesia dalla regia. Allora, Katia Impellettieri, come commenta questo video e cosa si può fare? Intanto io direi di fare anche più rete, più squadra, anche la comunità si deve un po' rimboccare le maniche se vede delle situazioni veramente disastrose delle volte e tace. L'omertà che si parlava prima non vale solo per i femminicidi ma vale anche per situazioni con certi animali. Prego. Sì, infatti noi cerchiamo sempre di spronare e di invitare tutte le persone che vedono, assistono, sono testimoni di maltrattamento animali, ma non solo di cani e gatti. Ricordo poi quanto la caccia incida sulle problematiche di maltrattamento dei cani. Infatti molti dei canili sono pieni di cani lasciati dai cacciatori, abbandonati perché non bravi nello svolgere l'attività di caccia come vogliono i cacciatori, e quindi vengono nel migliore dei casi abbandonati, altrimenti vengono uccisi. Quindi cerchiamo sempre di spronare la gente a chiamare, denunciare, segnalare non solo alle forze dell'ordine, ma anche a dare delle segnalazioni a noi che abbiamo appunto anche un corpo di guardie venatorie ed ecozoofile volontarie, di denunciare questa cosa, ma anche solo di scrivere ai giornali per fare emergere questi tipi di problemi, perché appunto gli animali non hanno voce, noi sì, quindi è molto importante. Non hanno voce ma hanno degli sguardi che tu capisci subito, ecco, questo animale cosa, perché gli sguardi parlano, gli occhi parlano, non solo i nostri, anche di questi poveri animali. Io, Katia, racconto sempre quando vado al mare e vedo queste situazioni imbarazzanti di questi papà e mamma che si fanno chiamare da questi animali che li tengono tutto il giorno in spiaggia sotto il sole con delle temperature incredibili, che gli tirano 2500 volte la palla che questo cane non ne può più, che si sdraia e dice basta, non ne posso più, ma dai amorino! Cioè, ma volete svegliarvi? Guardate che siamo a Sveglia Veneti, volete svegliarvi? Sentiamo cosa dice anche Marino. Sì, io me la prendo costantemente con i proprietari di animali d'affezione, non perché gli voglio male, anzi gli voglio bene perché hanno un animale d'affezione a casa e quindi sono come me di per sé, però quando mi trovo che chi mi accusa perché sono referente di un'associazione, perché si trovano deiezioni dei cani sui marciapiedi o nei parchi, effettivamente a me dà un certo che, e quindi continuo a ribadire ai proprietari di animali d'affezione che bisogna essere molto più attenti, molto più accorti ed educati soprattutto verso il prossimo e rispettosi verso i propri animali, quindi questo e facciamo bene a ripeterlo, certo, perché veramente si continua a vedere queste situazioni che non è sicuro colpa del cane o del cagnolino, ma di certo, queste persone che sono incivili, nel vero, perché non rispettano il prossimo che è la comunità. Abbiamo Fabio da Padova, vai Fabio. Ciao, grazie Mirella, saluto tutti. Allora, senti, volevo dirti una cosa, che praticamente non capisco questo fatto di salvaguardare determinati animali e certi invece vengono addirittura mangiati. Ad esempio il cavallo mi sembra un animale domestico, non è un selvatico, eppure c'è tre ristoranti che fanno carne di cavallo e macellerie equine, e dopo l'orso non si può mangiare e il cavallo sì. Quindi ci sono animali di serie A e animali di serie B, quindi non si capisce questa cosa qua. Senti Mirella, posso dire una cosa che non c'entra niente con gli animali? Prego. Posso? Ecco. Allora io voglio dire una cosa, io ho visto a Campo San Piero, ieri sera alle 8:30, che entravano delle persone con delle tuniche fino ai piedi dentro un negozio che l'hanno adibito a moschea, con i bambini per mano, i bambini maschi,
di 6 anni, 6, 5 anni, 7 anni, così. Allora io, siccome avevo parlato con la sindaca di Monfalcone, che l'avevo conosciuta, non si può fare le moschee dove in locali adibiti a negozi, perché questa moschea è in un condominio a piano terra, in mezzo a destra c'è la CGIL e a sinistra c'è un negozio di servizi, quelli che vendono gas, luce, quelle robe lì. Però un'altra cosa gravissima che io segnalo, dopo ognuno fa quello che vuole, io mi sono letto quasi tutto il Corano tradotto in italiano. In parole povere il Corano dice che la religione musulmana va contro gli infedeli, cioè gli infedeli vanno eliminati proprio. E gli infedeli chi sono? Tutti quelli che non sono musulmani, quindi anche noi. E questa io ritengo sia una cosa gravissima e la sindaca di Monfalcone la vedo da sola a combattere una situazione che è pericolosissima, perché incitare l'odio contro gli infedeli, anche ai bambini piccoli oltretutto, la trovo una cosa veramente pericolosissima e che dovrebbe essere fuori legge. Non deve esistere l'odio contro chi non è musulmano. Quindi io spero che qualcuno si muova contro questa cosa qui, perché non va bene, insomma. Vi ringrazio tutti, vi auguro una buona giornata e complimenti, perché Mirella sei una persona fantastica. Allora, abbiamo sentito, grazie Fabio, le riflessioni io lascio parlare più che altro, si chiama Sveglia Veneti, speriamo che le sveglie siano tante, poi ognuno la fa suonare alla propria maniera, però a casa dico sempre che dovete non solo sentire ma anche ascoltare molto bene le parole e poi ognuno fa le proprie riflessioni e prende le proprie decisioni. Però quello che veramente mi preoccupa è che se Marin vede una volontà politica, poi lo chiederò anche a Katia Impellettiere, di migliorare questa situazione, ecco, di fermare quello che è, a mio avviso, dovrebbero fare questo referendum sulla caccia, perché preoccupa molto e mi sembra che abbiamo fatto delle buone cose, qua bisogna dare atto anche all'onorevole Brambilla, perché si è data veramente molto da fare, è stata la prima a crederci, impegnare anche del denaro, ma non basta. Non basta, perché poi sappiamo che tutto si decide nella stanza dei bottoni, sia a livello nazionale che a livello regionale. Questo è quello che noi col buon senso riusciamo a capire. Cosa ci racconta Marino? Sì, poi c'è anche l'Europa che comanda, quindi bisogna, come Stato, rispettare quello che ci dice l'Europa. Di passi importanti ne sono stati fatti, grazie anche alla nostra Presidente Michela Vittoria Brambilla. In effetti l'anno scorso sono entrati finalmente in Costituzione gli animali e l'ambiente, quindi il nostro Stato deve tutelare e difendere sia l'ambiente che gli animali. È chiaro che è un percorso, è un processo che non è breve, a mio avviso. Io vedo che la politica, faccio l'esempio anche semplicemente della Regione Veneto, dell'autonomia, che ne parliamo da anni, tutti la vogliono, tutti la chiedono, sembra che arrivi, finalmente sembra che arrivi, però è un percorso che non è durato un anno, sono percorsi che durano tanti anni. La politica... 2274 giorni, li vediamo là, 2274. Ho voluto fare l'esempio collegandomi alla questione caccia, abolizione caccia. È un percorso, a mio avviso, che si sta facendo. È chiaro che però purtroppo la politica non è che ti permette, proprio perché siamo in democrazia e quindi ci sono pareri, opinioni, persone che sono di diverse mentalità e ideologie, non ti permette purtroppo di risolvere le questioni dall'oggi a domani. Quindi io sono convinto che ci arriveremo e noi stiamo facendo di tutto per farlo, come vedo anche
tante altre associazioni, tra cui la LAC appunto, che sono per gli animali, e di conseguenza sono convinto che prima o poi ci si arriverà, però non ci si arriverà domani, questo purtroppo ne sono certo. Ecco. Allora sentiamo anche Katia Pellettieri cosa ne pensa, questa politica che dovrebbe veramente accelerare, invece quando non sa cosa fare, sa cosa fa Katia? Ci mette davanti un paletto della burocrazia, così ci fermiamo ancora una volta. Allora con la burocrazia tu non vedi, loro stanno fermi, noi aspettiamo. Prego. Allora, secondo la nostra opinione non si è mai visto negli ultimi 50 anni un governo così ostile verso la fauna selvatica e l'ambiente come quello attuale. C'è stata una mercificazione sia dell'ambiente, inteso come aree protette, e della fauna selvatica, cioè un mero scambio di voto elettorale. E stiamo assistendo anche al giorno d'oggi presente a questa situazione che ha allertato anche l'Europa. Infatti a luglio, pochi mesi fa, l'Europa ha aperto una procedura pilot, quindi propedeutica, di infrazione comunitaria contro l'Italia, proprio per la cattiva gestione della cosiddetta caccia e degli animali selvatici. Quindi anche in Regione Veneto vedo una mancanza di trasparenza da parte della Regione, da parte che dei funzionari, ma anche soprattutto della classe politica, che prona agli interessi di un mondo che ha dei forti, notevoli interessi economici, che sia delle produzioni di armi sportive, del mondo agricolo più estremista, degli allevatori. Quindi ci troviamo in questo stato di fatto e io anche qui lancio un appello, perché è importante quando si va a votare, è importante dare una propria opinione su dove si vuole andare, quindi non basta fare il referendum, c'è bisogno anche di un passaggio, anche per quel discorso che facevamo prima insieme sul futuro delle nuove generazioni, che si stanno accorgendo degli errori delle generazioni passate e presenti, quindi che vogliono dare un cambiamento. E purtroppo la classe politica attuale, che sia essa regionale o governativa, non va al passo coi tempi, anzi sta creando dei gravi problemi. Sicuramente la caccia non è uno dei principali, ma dà un colpo netto, decisivo, finale a quanto già ci resta della biodiversità, della fauna selvatica e dell'ambiente. Quindi già abbiamo un territorio come quello veneto, urbanizzato, pieno di pesticidi, pieno ormai antropizzato in tutta la maniera, e quindi per puro divertimento, per passione sanguinaria, moralmente, eticamente riprovevole, una frangia di cittadini sempre meno rappresentativi, perché l'età media va sempre più aumentando e il loro numero sempre più calando. Io ricordo che solo nel 2019 non raggiungevano la soglia i cacciatori di 470.000 in Italia nel 2019. Quindi questa categoria di persone purtroppo, anche se sempre più in diminuzione, è sempre più rappresentata, e questa è colpa della classe politica attuale. Molto chiara. Abbiamo una telefonata, Luciano da Desenzano, andiamo a Brescia, vai Luciano. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Buongiorno. Voglio fare due domande ai signori, ma prima devo dire d'accordissimo al 100% col signore di prima, questa religione è terribile, e poi anche il cavallo si può mangiare, il coniglio, io mangio poco carne, Mirella, dico la verità, ma le domande sono queste, vediamo tutti i giorni, no? Anche il Veneto, l'Essinia, dappertutto Italia, questi i cinghiali, i lupi che sbranano le pecore, tra parentesi. Ecco, dopo se voglio rispondermi
cosa farebbero loro ai lupi. L'altra cosa, no, terribile, noi in Italia abbiamo lasciato che i musulmani tagliano la gola agli animali, noi almeno gli danno un colpo di pistola in testa. L'altra domanda è questa: tutti contro la caccia, giustamente, anch'io sarei contro, ma i pesci non soffrono il pesce? Il pesciolino di 10-20 grammi, il tonno, no? Milioni, miliardi di pesci che muoiono. Lì non dice niente nessuno. Vi saluto, auguri, buongiorno. Forse però non ascolti bene, perché ci sono le associazioni, e le abbiamo anche in presenza, che si battono per tutto il mondo animale, anche acquatico. Non è vero questo, anzi abbiamo degli esempi veramente importanti. Abbiamo visto anche cosa succede con le tartarughe, ecco, come tentano di salvarli, perché l'uomo fa di tutto e di più con la plastica. Vogliamo parlarne, Marin? Perché non è vero quello che dice, che nessuno si muove, no? Ne parliamo, e come? Prego. Ho vissuto in prima persona le uova, appunto la schiusa delle uova della tartaruga carretta di 2 anni fa a Jesolo. È stata un'esperienza eccezionale, vissuta anche durante una notte, perché effettivamente si sono schiuse durante una notte, e lì abbiamo visto, al di là delle associazioni, ma veramente tante persone curiose, che attente soprattutto a girarci lontano, proprio perché ci tenevano a questo episodio, appunto. Tornando alla questione lupi, io sono dalla parte dei lupi, nel senso, per me siamo noi che siamo andati a conquistare il loro mondo, i loro boschi, il loro habitat, e di conseguenza dobbiamo nell'eventualità conviverci, ma sicuramente non dobbiamo darci contro, perché come i lupi, come gli orsi, devono vivere nel loro essere rispettati nei loro boschi, nel loro ambiente. Quindi resto comunque dalla parte degli animali selvatici, specifico lupo e orso, ecco. E spieghiamo che invece, come aveva detto Fabio da Padova, non è vero che l'orso non si mangia, perché purtroppo in certe in Trentino zone si mangia e come? E anche nel sud Italia, lo dobbiamo dire, perché funziona così. Purtroppo ecco, non è vero che non si mangia il cavallo e non l'orso, no, qui mangiano tutto. Fra poco facciamo come i cinesi, si mangia tutto e di più. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, Buongiorno. lei è ospite. Buongiorno, io una volta ho visto un servizio sulle Iene, che in Calabria ci sono stati 4 ragazzi che hanno preso e dato a fuoco un cane. Lei pensi questo cane di quanto buono era, si è fatto mettere la benzina e si è fatto dare a fuoco, e questo cane non reagiva, di quanto buono era. Questi ragazzi non hanno fatto neanche un giorno di galera, poi ci sono andati quelli delle Iene e sono stati minacciati quelli delle Iene, perché questi ragazzi avevano dei parenti che erano poco raccomandati dell''ndrangheta. Ora io dico, in un paese civile, questi 4 ragazzi come minimo dovevano farci 20 anni di galera, invece non hanno fatto neanche un giorno di galera, e quasi tutto quel paese li difendeva. Io dico, com'è possibile ancora avere questa mentalità mafiosa, 'ndranghetizia, che io questa gente non li chiamo 'ndrangheta, non li chiamo mafiosi, io li chiamo rifiuti umani, perché quando tu uccidi un animale indifeso, cioè tu sei un rifiuto umano. Io non ti chiamo neanche animale, perché dire animale a certi uomini è un complimento, è un'offesa per l'animale. Come è possibile, io volevo capire, come è possibile che questi ragazzi non hanno fatto neanche un'ora di galera. La ringrazio signor Mirella e mi scusi per lo sfogo. Abbiamo sentito Sebastiano, allora prima di supportare quello che ha detto Sebastiano, anche Sebastiano con un altro caso, andiamo a vedere proprio di un animale che è stato veramente ucciso, perché è morto sfortunatamente, poi ci racconterà Marin, per la violenza, la stupidità, l'ignoranza, la cattiveria e la ferocia di qualcuno. Andiamo a vedere la seconda parte di questo video, Leida.
Il 2023 sarà ricordato anche come l'anno in cui la provincia di Trento ha tentato in ogni modo di sbarazzarsi degli orsi cosiddetti problematici e poi dei lupi che, a detta loro, davano fastidio. Insieme con altre associazioni animaliste, Leida si è opposta nelle aule di giustizia ed è riuscita ad impedire che anche un solo orso lupo fosse legalmente ucciso per decreto del presidente Fugatti. Leida non si è fermata neppure di fronte ai corpi degli orsi trovati morti nei boschi, chiedendo alle autorità di fare assoluta chiarezza, in un contesto ad altissimo rischio di bracconaggio. E come se non bastasse il Trentino, 2 gravissimi episodi si sono verificati anche in Abruzzo. La morte del famoso Joan Carrito, investito da un'automobile, e l'assassinio a sangue freddo dell'orsa amarena, popolarissima tra gli abitanti dei comuni del parco, che ha lasciato orfani 2 cuccioli. Un capitolo a parte è rappresentato dall'attività che come onorevole Michela Vittoria Brambilla io svolgo in Parlamento. Anche in questa legislatura ho potuto ricostituire l'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente, del quale fanno parte deputati e senatori di tutti gli schieramenti politici che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Sono decine le proposte di legge che ho depositato già all'Aula di Montecitorio che hanno come oggetto la difesa dei nostri piccoli amici, di tutti gli animali e dell'ambiente. E in particolare ho dato subito impulso all'Atto Camera 30, al mio testo di legge, che inasprisce le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Oggi finalmente è iniziato il suo iter di approvazione in Commissione Giustizia e ci auguriamo sia davvero breve. E poi ho portato avanti provvedimenti di legge per cancellare le botticelle, le carrozzelle trainate da cavalli nei centri cittadini, per ottenere il superamento dell'utilizzo di animali nei circhi, per promuovere una scelta veg a livello culturale come a tavola e tanti altri temi molto importanti per tutti noi, per tutti gli animali e per il nostro pianeta. Ci vorrebbe molto più tempo per raccontarvi tutta l'attività che la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente ha svolto nel 2023 in ognuno degli ambiti che caratterizzano il suo impegno. Ma quello che possiamo garantirvi è che nel 2024 saremo ancora qui, più forti di prima, ancora più determinati ad essere la voce di chi non ha voce, per difendere anche la più piccola delle creature viventi e per essere sempre al fianco di tutti gli italiani che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Come orgogliosa presidente di Leida, tutti i miei presidenti di sezioni locali, i delegati, gli associati, gli attivisti, tutto lo staff, non finiremo mai di ringraziarvi a nome di coloro che non hanno la voce per farlo. Grazie di cuore per il vostro prezioso ed importante sostegno. Abbiamo in linea Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Allora, sicuramente bisogna chapeau a questa Presidente che è veramente... Vittoria Brambilla. Assolutamente. A proposito anche dell'ultima telefonata, in effetti io che adesso non più perché sono vecchia e a tocchi, però per 40 anni ho fatto di tutto e di più e ho visto quello che uno veramente non si aspettava nel mondo di vedere, cioè, quanto l'uomo sia veramente l'essere più feroce che esista, perché assicuro che ho visto l'inguardabile e comunque purtroppo il sud è l'inferno degli animali, da decenni è qualcosa è migliorato, molto poco però assolutamente. A proposito di questo volevo chiedere conferma a uno dei tuoi ospiti, ho sentito Salvini a dire che è stata fatta un'ultimissima qua legge per il maltrattamento di animali che può arrivare fino a 7 anni di galera, dopo quando chiudo la telefonata se gentilmente mi possono rispondere. Per quanto riguarda la caccia, altro obbrobrio assurdo, perché oltretutto la mentalità è terrificante, perché uno per divertirsi ha bisogno della morte, di uccidere, quindi veramente da restare esterrefatti tanto per essere gentili.
faccio veramente tantissimi complimenti a qualsiasi persona che si occupa di qualsiasi essere vivente. In questo caso stiamo parlando ovviamente, Mirella, medaglia d'oro per gli esseri umani e anche per gli animali, perché capisco che ha anche questa grande sensibilità. Vorrei ricordare due cose. Una, ahimè, che lupi, cioè, i magna si prendono questo lusso di mangiare, quindi il giorno che vedremo cosa noi umani, mi me cago fuori perché da sempre sono vegana, cosa succede nei macelli. Ecco, questo specialmente mi rivolgo agli amanti degli animali, mi auguro che siano quantomeno vegetariani, perché anche quello che succede nei macelli è veramente aberrante. L'altro punto, la vivisezione, che ancora non si è capito, che è assolutamente fuorviante e antiscientifica. Non per niente ricordo Garattini, che ha ricordato che ha detto quanto sia la sperimentazione lontana dall'essere scientifica, perché ha ricordato per esempio che sulle donne non vengono sperimentati. Quindi mi permetto di aggiungere per parole di altrettanti medici autorevoli che se è lontana, se c'è diversità tra uomo e donna, c'è una diversità pazzesca tra animale e persona, quindi tutte queste sofferenze inenarrabili che viene fatta per la vivisezione, il giorno che finirà sarà tutto a favore non solo degli animali ma soprattutto della persona, perché è antiscientifica. Ringrazio veramente tutti e ovviamente la grande Mirella. Buona giornata a tutti, grazie mille. Grazie cara Paola, adesso chiederemo proprio a Katia Impellettiere se continuiamo ad avere un paese che è dominato dalle lobby, perché è già pur parlarne di questo, perché ormai queste lobby sono diventate talmente potenti, anche se nonostante i numeri che ha spiattellato molto bene finalmente Katia Impellettieri sul numero dei cacciatori, però è una lobby importantissima che i politici fanno fatica a toccare, neanche veramente ad avvicinarsi. Quando pensiamo, e qua volevo poi sentire anche Marin, che i cacciatori possono entrare, abbiamo sentito una guerriera numero 1, ecco, che sparano nella propria proprietà, che ha delle finestre, i balconi con i pallini dei proiettili. Ecco, voi capite bene che la lobby comanda e governa, perché ora che chiami i carabinieri o i numeri che arrivano, sì, ciao, il cacciatore non sai neanche dove sia. Prego Katia. E purtroppo noi abbiamo ancora un articolo del Codice Civile, l'842, che permette l'ingresso, l'entrata dei cacciatori sul proprio terreno anche contro il nostro consenso. Una cosa aberrante, fuori dai tempi e fuori anche da ogni altro paese civile. Quindi anche qui io lancio sempre un appello ai cittadini che si vedono vessati, perché noi veramente riceviamo quotidianamente durante la stagione venatoria, ma non solo, chiamate di cittadini arrabbiati, frustrati, che sono spaventati. Sì, ma devono imparare anche a votare però sti cittadini, Katia, perché sennò se si lamentano e poi ricadiamo sempre, questo lo dico io, non lo dicono i miei ospiti, dove abbiamo sbagliato andiamo da nessuna parte. Prego Katia. E quindi sicuramente noi non possiamo sostituirci ai cittadini nel fare le denunce, ma riprendo quanto tu giustamente hai detto, Mirella, cioè di uscire dall'omertà, dalla paura, quindi di denunciare, di scrivere ai giornali, anche di fare insieme delle petizioni per chiedere l'interdizione della caccia nei comuni, perché ricordiamoci che siamo di fronte a ormai un ambiente che è molto antropizzato, urbanizzato, quindi spesso e volentieri non ci sono le distanze di legge per poter andare a caccia, ma questi vanno impunemente. Quindi bisogna prendere prima di tutto delle prove, delle testimonianze, foto, eccetera, denunciare, segnalare queste cose alle forze dell'ordine e poi chiedere
anche spesso attraverso delle petizioni al sindaco o appunto anche alla regione l'interdizione dell'attività venatoria in quella particolare area che ormai sono spesso e volentieri urbanizzate fuori dai comuni. Ricordo che le distanze di legge per l'attività di caccia, quindi non solo lo sparare, ma anche il vagare sul territorio, imbracciando il fucile o con il fucile in spalla che non sia scarico e riposto in custodia, sono di 100 metri appunto dalle case. 150. E 50 appunto dalle strade. Quindi vediamo che spesso e volentieri anche queste regole non sono sufficienti a evitare l'alto rischio, perché ormai, ripeto, questo nuovo governo ha modificato la legge nazionale e ora questa caccia selvaggia possono andare in giro di notte, di giorno, hanno anche dei mezzi che prima non erano consentiti di caccia, quindi possono andare nei parchi, nelle aree urbane, quindi il rischio anche di salire nelle montagne, non solo i residenti ma anche i cacciatori possono salire qui su sulle montagne. E non so a far cosa se non a sparare agli animali, cosa ci vanno a fare? Katia, la interrompo un secondo perché abbiamo un'altra telefonata che il tempo è veloce e tiranno con noi. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, va bene i cacciatori, però bisogna insegnare l'educazione anche ai proprietari dei cani, dove li portano a passeggiare, che devono rispettare anche le entrate delle case, non fare i loro bisogni, fare la pipì sulle colonne, devono imparare l'educazione. Bisogna insegnargli ai proprietari, perché i cani non possono niente. Sono i proprietari che devono imparare e anche risponderti male se gli dici qualcosa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Infatti supporti quello che ha detto prima Andrea Marin, perché ha spiegato molto bene, ecco l'educazione che dovrebbero avere questi proprietari di animali che non hanno. Prego Marin. Mi collego a quanto detto dalla collega della LAC per quanto riguarda appunto le segnalazioni dei cittadini. È importante far presente ai referenti politici, a mio avviso, consiglieri, assessori, sindaci, di quello che succede nei propri appezzamenti di terreno, vicino alle proprie case, perché io ho ripetute segnalazioni di cittadini che si lamentano di cacciatori che sparano vicino ai conglomerati cittadini e quindi preoccupati anche perché c'è chi si è ritrovato il proiettile conficcato su una finestra o comunque ha visto sparare da vicino i cacciatori, quindi è un rischio e di conseguenza perché leggevo qualche giorno fa che a Venezia il sindaco Brugnaro ha fatto un'ordinanza su una specifica zona dove ha tolto la possibilità di cacciare, quindi sollecitiamo le amministrazioni a fare questo, segnaliamo le zone pericolose dove si avvicinano troppo, dove ci sono troppi cacciatori e facciamo in modo che la politica, le amministrazioni si muovano in questo senso, perché è giusto che vengano tutelati in tutto e per tutto, oltre che gli animali, anche i cittadini. Sì, anche perché io sono preoccupata perché adesso abbiamo le pistole che sparano da sole, che nessuno spara, ci mancano solo che arrivano anche i fucili che sparano da soli, perché poi l'abbiamo fatta tutta. Prego Marin. Se posso mi ricollego a quello che diceva, anzi quello che chiedeva la signora al telefono prima. Dei 7 anni? Perfetto, sì, allora è stato approvato quel progetto di legge che prevede delle sanzioni, il ritiro della patente a chi abbandona gli animali lungo le strade e chiaramente se dovesse esserci anche la morte dell'animale si arriva fino a 7 anni di galera. Questo era quello che la signora chiedeva, quindi è stata approvata questa legge da questo governo, seppur insomma... E viva le telecamere, dico io, perché grazie anche a queste telecamere forse riusciamo e sono fondamentali per individuare i colpevoli, altri che non ci vogliono le telecamere. Io non mi comporto bene, io non ho nessun problema se mi mettono le telecamere dappertutto,
tutto, lo so. Il problema è la privacy, ma scusa, se uno si comporta bene qual è il problema? Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio, veloce! Sì, pronto, buongiorno Mirella, Buongiorno. buongiorno anche agli ospiti, buongiorno a tutti, bene. Comunque il vivere adesso è un periodo brutto. Io parlo esperienza perché chiaramente io vivo in un paese dove potevo essere libero di non usare neanche la macchina, perché dico avevo tutto in questo paese, ma purtroppo in questo paese i negozietti chiudono e a me mi tocca prendere la macchina, cambiando discorso chiaramente, ma io parlo sempre per il modo che si vive il giorno d'oggi. Ho da prendere la macchina per andare a fare la spesa nei supermercati, perché chiaramente con i supermercati che aprono hanno diciamo libertà di tenere aperti sabato, domenica, addirittura tengono aperti anche il giorno dell'Epifania, a discapito dei negozietti. E io ho i negozi qua nella mia zona che chiudono tutti. Praticamente io sono costretto a prendere la macchina, fra un po' avrò già anche 90 anni, Dio santo, prendere la macchina per andarmi a fare la spesa. Perché? Perché ci sono i supermercati. E allora dico io, c'è l'invasione del territorio, praticamente il territorio viene deturperato da questi centri commerciali, supermercati che non hanno regole perché possono costruire dove vogliono, tanto non hanno occupazione del suolo, e a discapito chiaramente delle famiglie che hanno i negozietti. E a me dispiace perché si perde il valore delle persone, cioè tu vai come dei zombie in questi centri commerciali. È tutto Hai usato guarda, proprio la parola giusta, guarda, proprio zombie. Grazie Antonio, devo correre perché devo assolutamente far vedere anche il video che ha mandato Katia in Pellettieri, un video molto importante. Andiamo a vedere queste immagini, video antibracconaggio, andiamo a vedere. Sala operativa Pettirosso, buongiorno. Sì, un attimo, la faccio parlare con il tenente. Bracconaggio con archetti, comunichiamo subito la pattuglia. Inizia così la giornata dei militari dell'Arma dei Carabinieri impegnati nel contrasto alla pratica illegale della caccia, una realtà purtroppo ancora molto diffusa in Italia. Il raggruppamento CITES, attraverso la sezione specializzata in antibracconaggio, la SOARDA, coordina importanti operazioni sui territori maggiormente flagellati dalla caccia illegale e ci riferiamo alle prealpi lombardo-venete, dove è storica l'operazione Pettirosso, al delta del Po, alle coste campane e delle isole pontine, alla Sardegna meridionale e non dimentichiamo assolutamente l'operazione Adorno, che si svolge sullo stretto di Messina e nel primo entroterra della provincia di Reggio Calabria, ove è ancora forte la caccia tradizionale e scaramantica al falco pecchiaiolo. Tagliole, archetti, richiami acustici o reti nascoste nella vegetazione. Sono tantissimi gli strumenti illegali che i bracconieri posizionano nei boschi o nei prati per catturare i piccoli passeriformi. Questa è una tipica trappola bresciana denominato archetto, dove vi è un posatoio con un acciaio armonico. Il pettirosso, essendo un esemplare molto curioso, si va a posare sulla chiave di scatto e lo stesso viene catturato dentro, preso per le zampette. Nell'attività spesso vengono impiegate anche le unità cinofile. Il cane ha trovato delle trappole del tipo SEP, trappole utilizzate per catturare friggidiformi. L'esemplare arriva sulla camola, come la tocca, l'esemplare viene catturato nella trappola. Si è da poco conclusa l'operazione Pettirosso, che ha portato alla denuncia di 123 persone e 2 arresti, sequestrati 3.564 uccelli e più di 1.000 dispositivi di cattura illegale, 75 fucili e oltre 4.000 munizioni. Ma cosa rischia chi viene sorpreso a praticare tale attività illegale? Le sanzioni previste dalla legge italiana sono anche molto pesanti, vanno dalle sanzioni amministrative fino alle sanzioni penali, l'arresto e l'ammenda e in alcuni casi, ad esempio quando si caccia senza avere la prevista licenza, si configura un vero e proprio furto di un bene dello Stato, in quanto la fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile. La pena prevista è la reclusione da 2 a 6 anni. Le agenzie internazionali ci dicono che il bracconaggio e il commercio illegale di specie in via d'estinzione fattura circa 200 miliardi di dollari l'anno ed è il quarto mercato mondiale più florido insieme al mercato della droga, delle armi e a quello delle merci contraffatte e al traffico di esseri umani. A livello italiano il bracconaggio, ecco, non riguarda la sussistenza, cioè non è un fenomeno legato alla povertà, è un fenomeno
tipicamente illegale, quindi va contrastato perché mette in crisi la biodiversità. Ricordo che la biodiversità è quella che determina le condizioni di vita sul nostro pianeta e attraverso gli ecosistemi fornisce proprio i servizi ecosistemici e ci permette di vivere sulla Terra. Allora, Katia Pellettieri, intanto grazie di questo video, ma non si può solo parlare di femminicidi, qua possiamo parlare di animalicidi, di uccellicidi. Ecco, dobbiamo pur capire che il Paese non può reggere sulle lobby, lo ripeto, guardate che prima o poi finirà questo, perché i giovani stanno avanzando e stanno facendo capire che non ci stanno più, perché il futuro è anche loro. Ecco, queste vite meravigliose che abbiamo, ma cosa portano a casa questo uccellino? Cosa ci fanno quando l'hanno ucciso? Abbiamo visto anche l'altro giorno delle immagini strazianti, veramente, degli uccellini che veramente dovrebbero essere anche protetti, e questi mascalzoni che... ma la roba... Prego Katia Pellettieri, prego. Io ringrazio appunto l'operazione del SOARDA, di questo gruppo specializzato dei carabinieri forestali, e invito anche cittadini volontari ad unirsi a noi nei campi antibracconaggio che la LAC porta avanti da decenni. Facciamo campi antibracconaggio nei black spot in Italia dove è più presente questo fenomeno, quindi non solo nel Veneto ma anche nelle valli appunto bresciane. Quindi è un invito che estendo a tutti. Poi ringrazio anche quei pochi politici regionali che... Guarda che ce n'è una che la sta ascoltando, è l'onorevole Daniela Sbrollini, che è componente Commissione Speciale Interparlamentare contro le violenze di genere, Italia Viva, che sarà ospite dopo di voi. Perciò glielo dico che però parlerò anche di questo tema, perché è un'unione... Prego, sì, Katia. Sì, dobbiamo cercare, siamo pochi ma agguerriti, dobbiamo cercare di sconfiggere diciamo questa omertà, questa mancanza di trasparenza. Quest'anno abbiamo impugnato ancora vittoriosamente il calendario venatorio veneto e siamo riusciti a portare la chiusura della caccia a 20 giorni per gli acquatici, al 20 di gennaio per gli acquatici invece che al 31 e al 10 gennaio per i turdidi, quindi contro l'arroganza e il potere di questa lobby ben agguerrita. Io ringrazio anche Andrea Zanoni, che è consigliere regionale, che da sempre si batte su questo tema appunto della bracconaggio e della caccia illegale, perché non è facile, soprattutto quando ci si trova di fronte a delle regioni come il Veneto che dialogano, tengono aperta la porta soltanto con le associazioni venatorie o con i portatori di interessi come appunto quelli che producono le armi o come gli allevatori più estremisti. Quindi ringrazio chi nel suo piccolo fa la sua parte, perché è importante in questo periodo buio e tempestoso per gli animali e l'ambiente. Grazie a Katia Pellettieri, collegata con noi da Brescia, vicepresidente nazionale Lega Abolizione e Caccia, la LAC. Grazie veramente di essere stata con noi, buon lavoro, noi sempre porte aperte, forse dobbiamo vedervi di più, chiamate anche voi, Mirella invita, ma chiamate anche voi, perché io penso che sia fondamentale sentirvi parlare quello che succede. Grazie veramente Katia Pellettieri e la LAC. Allora Marin, come ci saluta, cosa vuole dire? Lei lavora in Regione, ha un ruolo molto importante, responsabile provinciale Venezia e Regione Veneto, è molto importante quello che abbiamo sentito, lei in difesa dell'EIDA, questa difesa animali e ambiente veneto. Com'è la situazione? Come la vede nel 2024? L'insieme sono fiducioso perché stiamo facendo sempre di più, man mano che passano gli anni, perlomeno parlo dal punto di vista personale della mia associazione o perlomeno dell'associazione che rappresento in Veneto. Sono fiducioso che si farà ancora di più, sono
tra quelli che hanno l'idea di far squadra, di far sinergia per lavorare insieme, quindi ho le porte costantemente aperte nei confronti delle altre associazioni, a prescindere, anzi ho buoni rapporti, tengo buoni rapporti con tutti quanti i referenti delle altre associazioni e quindi spero che si possa fare qualcosa di più insieme. E un invito che faccio ai cittadini e alle persone di segnalare qualsiasi situazione che vedete di maltrattamento nei confronti di animali, d'affezione ma anche non. E un altro appello che faccio è quello di aiutare, di supportare personalmente con il volontariato le associazioni in generale, dopo chiaramente nell'ambito nostro, benché venga, perché le associazioni e il volontariato sono fondamentali, sono il motore trainante della nostra società e quindi è importante che ci siano sempre più persone. Allora, l'ultima telefonata prima di salutare Andrea Marini, abbiamo Giusy in linea, veloce Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora faccio un appello agli sposi. Una signora mi dice che i suoi figli hanno preso un cagnolino per i loro bambini, dopo loro non è che li vanno dietro, mi ha detto questa signora, ma tocca a me, insomma, darle da mangiare, portarlo da veterinario, portarlo a passeggio. Allora è inutile accontentare un bambino se poi non si assumono la responsabilità, insomma è troppo facile. E poi Mirella, non ho mai sentito nessuno che va in galera perché uccide un cane, mi sembra che la legge ci sia già. E quando uccidono una persona prendono 2 o 3 anni e chi uccide un cane prende 2 anni, allora ci hanno paragonato a una bestia, diciamo, ma non è possibile non sono possibili questi discorsi qua. Vi saluto. Grazie, avevo sentito anche le riflessioni di Giusy. Vuole aggiungere qualcosa? Io direi di dire anche quel fatto che è morto quel cane, poveretto. Purtroppo Aaron, un cane che è stato bruciato in piazza dal proprio proprietario. Dica dove anche? A Palermo, è successo 2 giorni fa, purtroppo questa notte ci ha lasciato. E questo personaggio è già fuori, quindi in realtà purtroppo la giustizia non tutela. Ha dato fuoco al cane? Purtroppo sì, quindi un atto vile, chiaramente noi stiamo cercando, e non è facile, però c'è già un progetto di legge fatto dall'intergruppo parlamentare per la difesa e la tutela degli animali e dell'ambiente, a cui fa capo appunto la Presidente Michela Vittoria Brambilla, un progetto di legge che cercherà di un inasprimento della pena per chi maltratta e uccide gli animali, perché è doveroso. Grazie Andrea Marini, grazie pubblicità. Allora vi presento altri 2 graditissimi ospiti, eravamo fuori onde ma chiacchieravamo, come sapete che fa la Mirella. Saluto tantissimo il dottor Simone Padoan, esperto rapporti commerciali Italia, Cina, Asia, di tutto e di più. Grazie veramente dottor Padoan di essere qua. E saluto anche l'onorevole Daniela Sbrollini, Italia Viva, componente commissione speciale interparlamentare contro le violenze di genere. Grazie anche a lei onorevole, veramente grazie di essere qui, così ci racconta qualcosa, speriamo qualcosa di positivo, perché prima abbiamo parlato di femminicidi, uccidicidi, animalicidi, perché qua ormai è stato fatto un minestrone di tutto, è il sistema paese che va male, va molto male, noi vogliamo capire cosa state facendo, come state lavorando. Allora inizierei proprio da lei onorevole Sbrollini, qui abbiamo anche un esperto di rapporti commerciali tra Italia, Cina, Asia, le nostre imprese, le nostre attività, ma poi anche le famiglie, perché le famiglie sono composte da uomini e donne, da persone che lavorano, che non sono supportati, queste donne che ancora nel 2024 hanno stipendi diversi, numeri diversi. Cosa ci dice onorevole? Intanto dottoressa, grazie dell'invito e un buongiorno al suo ospite e soprattutto a tutti i telespettatori. Io la ringrazio moltissimo, ho ascoltato anche la prima parte
della puntata. Allora, prima di venire poi al tema specifico, su questo la prima considerazione è che l'inflazione così galoppante e ancora questa differenza di accesso prima di tutto al mondo del lavoro da parte delle donne, un sistema di politiche sociali e di servizi che non sono ancora adeguati e che quindi non permettono di avere una parità di genere, una parità salariale, perché questo lo vediamo ormai in tutte le sue forme, da nord, centro, sud. Certo che serve un nuovo patto sociale. Gli imprenditori stanno facendo moltissimo, hanno anche certamente leggi in questo senso che li aiutano, perché penso ad alcune leggi che abbiamo fatto negli anni che vanno ad incentivare politiche, per esempio, che riguardano l'assunzione di donne nel mercato del lavoro con sgravi fiscali, per esempio per quelle imprese che assumono personale femminile. Però è evidente che questo ancora non è sufficiente, dobbiamo lavorare in sinergia e avere, come dire, soprattutto delle misure strutturali, non più misure emergenziali. Questo è il cambio culturale, politico, sociale che noi dobbiamo fare in un nuovo patto tra istituzioni e mondo dell'impresa. Molto chiare, la ringrazio onorevole per aver spiegato l'importanza di fare rete, di fare squadre, di fare sinergia, di guardare oltre, ma soprattutto di programmare. Noi abbiamo bisogno di una buona programmazione che riguarda tutto. Prego, dottor Padoan. Buongiorno. Programmazione sì, per quanto riguarda poi un argomento completamente diverso che è quello dei rapporti internazionali. L'Italia, il Veneto in particolare, è un'economia fatta soprattutto di piccole e medie imprese. Facciamo conto che più del 60% degli addetti del settore industriale sono assunti da aziende che hanno meno di 50 dipendenti. Se facciamo un paragone con la Germania invece le proporzioni si invertono con la grande industria occupa più del 60% della forza lavoro del settore industriale. E questo significa che le catene del valore in Germania sono verticali, perché un manager di una grande azienda controlla grande parte dell'economia della Germania. Da noi in Veneto, in Italia, in realtà un grande manager controlla solo la sua azienda, ma tutto il resto va per conto suo. Quindi serve un sistema di pianificazione pubblico, che non sia una pianificazione di tipo ovviamente sovietico, ma sia un sistema che sia in grado di creare aggregazione, che sia in grado di accompagnare le aziende verso gli altri mercati e che sia in grado anche di fornire alle aziende gli strumenti che servono proprio interno per far capire come strutturarsi, organizzarsi, formare il proprio personale. È vero però, dottor Padoan, però mi scusi se glielo dico, non lo dico a lei naturalmente, ma sto parlando delle associazioni di categoria, che forse adesso si sono accorte che dovevano fare quel passo in più che avrebbero dovuto fare prima che le nostre aziende morissero, che sono stati i nostri artigiani, i nostri commercianti, i nostri piccoli industriali, perché loro lavoravano. E se tu lavori non puoi essere anche in ufficio e stare dietro a una burocrazia pazza, a una burocrazia che si inventa. Quando la politica non riesce a dare risposte, metti un paletto della burocrazia, così tu ti fermi, loro respirano e tu non riesci più a produrre perché sei completamente fermo, perché non riesci. I numeri sono numeri, non è che io dica delle cose strane. Queste associazioni di categoria che nel passato, visto che avevano questi iscritti, e stiamo parlando di lobby importanti, credetemi, non hanno saputo fare quello che avrebbero dovuto fare, supportare l'artigiano, il piccolo industriale, il commerciante, capitani di industria con la quinta elementare abbiamo avuto e ne siamo veramente orgogliosi di questo, nel momento che dovevano capire che da solo non ce la faceva. Loro erano quello che doveva dare, diciamo, il là per supportare queste aziende. Abbiamo perso queste aziende, per fortuna che ne abbiamo ancora, e qua sta a voi, anche dottor Padova, a voi supportarli perché sono in grossa difficoltà. Attenzione a quello che dico, guardate che non sta andando molto bene come qualcuno lo sta dicendo, perché hanno bisogno di essere supportate. Ma voi vi rendete conto che abbiamo un paese ancora che sta discutendo della banda larga che non c'è ancora? Andiamo nella luna, però vogliono far vedere che questo paese sta volando. No, non è così, prego.
Diciamo che la verità sta nel mezzo, nel senso che le associazioni di categoria, tu sai benissimo che in realtà negli anni scorsi c'è stata una grossa crisi di tutto il sistema di rappresentanza delle imprese. Quelle che sono adesso le associazioni di categoria a livello di struttura sono molto sgonfiate rispetto a quello che erano negli anni 90. E questo perché le aziende hanno cominciato a non iscriversi più, ma soprattutto le aziende non hanno più cominciato a credere nella capacità delle associazioni e degli enti pubblici di dialogare. Cioè questo dialogo tra impresa ed ente pubblico che è venuto un po' meno nel tempo per vari motivi, per cui di fatto l'ente rappresentante è sempre stato meno seguito e quindi sempre meno iscritti. Poi ci sono associazioni di categoria che si sono concentrate, parlo a livello soprattutto territoriale, non soltanto nazionale, nell'erogare dei servizi, le buste paga, i cedolini, piuttosto che l'attività da commercialista, che non è il mestiere proprio della rappresentanza lobbistica, e altre che invece hanno cercato di creare, e magari sono anche le stesse per la verità, perché in alcuni casi alcune associazioni hanno dato questo e anche altro, e hanno cercato di dare degli strumenti agli imprenditori. Però sono cambiate tante cose nel frattempo. Da una parte in realtà il problema dell'imprenditore che non delega. L'imprenditore che vuole fare tutto, l'imprenditore non può fare tutto, deve poter delegare dei manager, deve imparare a delegare. E quindi bisogna essere un po' meno padronali, un pochino più manageriali, che non vuol dire perdere il controllo, non vuol dire perdere il proprio figlio o la propria azienda, ma significa cominciare a responsabilizzare. Possiamo fare un nome su tutti del vecchio? Possiamo farlo? Possiamo, dottore, farlo? Ci sono tanti manager, tanti imprenditori, tanti manager che da una parte hanno fatto bene e hanno saputo anche creare delle strutture imprenditoriali vere e proprie con manager, dall'altra parte invece poi hanno finito per soffocare, essere il collo di bottiglia della propria azienda. E quindi sono due gli strumenti: da una parte bisogna insegnare agli imprenditori a essere più manager, meno padroni, dall'altra parte bisogna tornare a fare delle attività di dialogo tra ente pubblico, azienda, un sistema di rappresentanza che sia in grado poi di veicolare poi quelli che sono anche gli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, onorevole Sbrollini, vorrei sentire come commenta, perché qua parliamo di imprenditori, ma io aggiungo imprenditrici, ma siamo abituati a usare sempre il termine maschile, non c'è niente da fare. Anche a me viene spesso sindaco invece che sindaco, poi dico scusi, ho sbagliato, come vuole essere chiamata, perché siamo nati così, culturalmente siamo ancora così, non c'è niente da fare. Però queste imprenditrici, io ne ho avute molto importanti, onorevole. Ho avuto un'imprenditrice a livello internazionale che si occupa di satelliti spaziali. E sa cosa ha raccontato? Ma lo sa Mirella che quando mi siedo attorno a un tavolo, tutti uomini, tutti maschi, io li guardo e dico, ma questi, di cosa stanno parlando? Ma hanno capito di cosa tratto o cosa non tratto? Ecco, la competenza, indipendentemente di uomo o donna, di persona, la competenza delle persone nel ruolo giusto e nel modo giusto, perché se no non avanzeremo mai. Se la politica continua a mettere degli impreparati, raccontavo prima al dottor Padoan, onorevole Sbrollini, quel professore di diritto internazionale che ho avuto ospite, che ha detto, con tutto il rispetto per Iva Zanicchi, ma io in Europa non posso parlare di diritto internazionale con Iva Zanicchi. Capite come siamo messi a volte? Capite l'importanza, anche ve lo dico anche a lei onorevole, di mettere delle persone giuste, queste segreterie, persone giuste al posto giusto? Io è la prima volta che la vedo, ma mi sembra preparata. Questo onorevole, da come ha aperto la discussione. Prego, non è per violinarla, sa, ma io dico quello che sento e quello che vedo. Prego. No, grazie dottoressa. No, beh, io considero le riflessioni del dottor Padoan assolutamente, totalmente d'accordo, perché c'è bisogno intanto di un nuovo patto industriale, c'è bisogno di nuove competenze, lei ha ragione, in tutti i settori strategici, cioè le nuove classi dirigenti, che sono le nuove classi dirigenti della politica, ma sono anche delle categorie, sono di coloro che sono, diciamo, ai vertici sia delle istituzioni che di coloro che hanno in mano il potere decisionale. Allora è evidente che il tema è molto più complesso, non si può mai generalizzare perché ci sono competenti sia nella politica e in tutti i gruppi politici e ci sono incompetenti sia nella politica che in altri settori della vita quotidiana. E quindi è evidente che noi dobbiamo lavorare, e ha ragione il dottore, prima di tutto per avere anche una managerialità
in tutti i settori strategici, in tutti i settori decisionali. Però, dottoressa, come diceva lei, anche un nuovo patto di equilibrio di genere, questo sì, anche nel linguaggio, perché io ancora mi trovo a sentirmi chiamare in alcuni casi senatore e non senatrice, e sinceramente ci tengo anche a come dire, identificare bene il mio ruolo. Sono una donna e voglio portare anche le mie competenze e la mia femminilità nel mio lavoro, nella politica, e quello di avere più donne nei luoghi decisionali. Quindi serve evidentemente un nuovo patto, un nuovo equilibrio anche tra uomini e donne. Oggi ai vertici sono quasi tutti nelle mani di uomini. Sicuramente noi donne, qui non ne faccio una questione di femminismo o di sessismo, siamo abituate per DNA, per cultura, ad avere una gestione anche più concreta, come dire, una gestione anche di maggiore conciliazione tra i tempi di vita, tra lavoro, cura della famiglia e tutto quello che ruota attorno alla vita quotidiana. Quindi anche in questo serve quel salto culturale necessario per costruire nuove politiche attente ai bisogni dei cittadini e anche salvaguardare quel patrimonio straordinario di artigiani, di imprenditori, di competenze che noi abbiamo in Italia, in modo particolare nel Veneto, che è la regione che esporta in tutto il mondo. Oh, per fortuna che l'ha nominato, come la ringrazio, guardi, la ringrazio, abbiamo sentito da chi è nominato il Veneto, no, ascoltate a casa, perché questa la dice lunga. Professor Padoan, come commenta le parole dell'onorevole Sbrollini, che è stata molto chiara, ha detto veramente quella che è la realtà femminile, la realtà che ancora fa fatica a salire questi gradini, nonostante ecco, la preparazione, la competenza. Lei parla di cinema, mi veniva in mente Marco Polo, che poi era la regina che dettava la linea ed era vincente la linea femminile, questa sensibilità che abbiamo, perché questa è la realtà. Il re non contava, era lei che diceva voglio che tu porti, voglio che tu vai. Questa è la realtà delle regine che abbiamo avuto, toste. Leggete la storia delle regine qualche volta, non solo dei re. Prego, dottor Padoan. Beh, per esempio una curiosità, la Cina, con tutti i problemi che possiamo identificare, comunque è il paese con il più alto numero di donne miliardarie in senso di dollari. È vero, oggi se guardiamo in televisione chi sono i manager politici, vediamo fondamentalmente tutti uomini, vediamo fondamentalmente 3 persone riconoscibili in Italia sono uomini, ma se andiamo dentro le amministrazioni e dentro le aziende, la percentuale di donne che noi incontriamo nelle riunioni è molto più alta rispetto a quelle che incontriamo in Italia. Mi succede molto spesso di avere davanti soltanto donne e neanche un uomo quando vado a dialogare con loro. Sei un po' imbarazzato, dottor Padoan, per tutte queste donne. No, adesso ci siamo, sono sotto esame qui, Assolutamente no, nel senso che alla fine è proprio questo problema culturale. Il problema culturale è che noi dobbiamo a che fare con delle persone. Esatto. Il fatto che abbiano o non abbiano la gonna o che vogliono vestirsi come vogliono o che siano di un genere diverso non ci deve interessare. Noi abbiamo a che fare con le persone, soprattutto nel business. Il business dobbiamo fare affari, dobbiamo produrre valore. Che importanza ha il genere? Quindi di fatto è imbarazzante il contrario, è imbarazzante quando tu trovi troppe concentrazioni di un genere piuttosto che di un altro, e quello sì è imbarazzante, perché ti chiedi se non c'è una mancanza di visione, per esempio. Io ho avuto una giovane donna, onorevole Sbrollini, una ragazza giovane, mi ha creato una start-up incredibile, numero 1, e lei ha proprio raccontato, quando mi siedo attorno a questi tavoli, sono tutti uomini, mi guardano come devo guardare questa ragazzina qua. Cioè devo ancora parlare e dagli sguardi capisco cosa loro stanno pensando di me. E non stanno pensando bene, ma come questa giovanissima ragazzina, questi colletti bianchi molto preparati, pensano di essere solo loro i grandi, preparati. E invece ha detto, quando ho iniziato a parlare, ho visto che cominciavano a tentenare, perché poi facevo delle domande e volevo delle risposte, e là è caduto il pero. No, qui abbiamo una tosta, e adesso come la mettiamo? Abbiamo Sandra, poi sentiamo l'onorevole Sbrollini. Vai Sandra! Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. In realtà è da un'ora che cerco di chiamare e sono uscita adesso. Allora,
Due idee veloci sull'argomento di prima. Allora, non ho sentito nessuna delle associazioni degli animalisti parlare del 730, cioè di quello che si può dedurre delle spese veterinarie, che sono una franchigia di 130 euro, cioè fino a 130 euro di spese veterinarie non si può scaricare nulla, e poi c'è un tetto di 500, quindi un'elemosina, perché sappiamo bene che quando i cani hanno dei problemi sono centinaia di migliaia di euro, e questo qua dura da 30 anni ma nessuno se ne occupa, evidentemente non è importante. Seconda cosa velocissima, c'è molta ipocrisia, non dalle associazioni che io invece plaudo, ma dalle persone adottate, cani anziani adottate, non dicono adottiamo, sono quelli che poi prendono, vanno magari in viaggio, chiudono casa senza pensieri e non si rendono conto che avere invece un cane, un gatto, qualsiasi essere vivente in casa comporta degli impegni, stare a casa dalle ferie, curarlo, portarlo in passeggiata, eccetera, per cui anche qui. E questo chiudo. Per quanto riguarda invece l'argomento di adesso, volevo velocemente dire una cosa: non siamo uguali uomini e donne. Le donne fanno i figli, partoriscono. Per cui diciamo che, secondo il mio opinabilissimo parere, questa cosa è un ostacolo rispetto alla carriera, perché ovviamente o hai poi qualcuno a casa che ti guarda il bambino, che ti fa le pulizie, eccetera, oppure se è tutto tempo quello che tu dovrai dedicare alla casa, alla gravidanza e ai bambini, che viene tolto alla carriera, mentre un uomo è notoriamente molto più ha molto più tempo, diciamo così, da dedicare. Ecco, quindi nidi aziendali nessuno ci pensa, facilitazioni per gli asili nessuno ci pensa, contributi per gli asili nessuno ci pensa. E concludo, quando tu hai detto questa ragazzina che ha trovato tanti uomini, hai detto bene. Ragazzina, non hai detto 35-40 anni. Questa ragazzina fra un po' di tempo, se vorrà farsi una famiglia, si scontrerà contro il tempo che dovrà dedicare alla famiglia, e quindi probabilmente non sarà più all'altezza, oppure dovrà rinunciare alla famiglia, alle gravidanze o comunque ai suoi desideri di donna, di quello che può fare una donna e un uomo non può fare, nel senso di partorire, di creare un essere vivente, per dedicarsi alla carriera. E questa è la cosa fondamentale. Quindi sostegni alla gravidanza, alle donne, e contributi per sostenere le donne che scelgono di lavorare e di stare dietro anche alla casa. È questo il nocciolo, non ci sono massimi sistemi, è questo il nocciolo. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Sandra, mi dispiace per la telefonata, ma abbiamo il centralino stamattina impazzito da tante chiamate. Guarda Sandra, che io l'ho conosciuta, questa è una tosta, questa fa figli, chissà quanti compagni o mariti avrà, questa è una tosta numero 1, ne abbiamo di toste che hanno anche 8-10 figli, sono capitani d'industria, vero dottor Padoan? Sentiamo sì. L'onorevole, prego onorevole, come commenta la telefonata e quello che abbiamo detto. Ma sicuramente la signora però ha posto un problema reale, perché il tema della denatalità è legato sicuramente al fatto che molte politiche a favore delle donne, a favore quindi di strutture, di servizi che vanno nella direzione di aiutare questa complessità del lavoro quotidiano che le donne hanno, di conciliare appunto la maternità, magari la famiglia, la casa con la carriera, è un problema che ci portiamo avanti da tantissimi anni. Allora io non ne voglio fare una questione politica, perché per me sarebbe, come dire, troppo facile da parlare dall'opposizione, però certamente questo governo sta andando nella direzione contraria, perché noi abbiamo visto una finanziaria in cui ci siamo visti bocciare emendamenti che sono arrivati da più gruppi politici, non solo dal mio, che vanno nella direzione di escludere politiche a favore delle donne, incentivi a favore delle donne. Ecco perché io ho parlato di misure strutturali in tutti i settori, perché non è che ogni volta che c'è un cambio di governo e una manovra finanziaria noi dobbiamo ricominciare da capo, buttando via magari anche provvedimenti di governi precedenti, al di là del colore politico, che magari andavano nella direzione giusta. Quindi se non c'è una lungimiranza, se non c'è una classe dirigente competente, poi noi ci troviamo ogni volta, in ogni legislatura, a dover ricominciare da capo. Quindi se noi vogliamo aiutare le donne ad entrare, a rimanere nel mondo del lavoro e anche a scegliere se essere madri o meno, noi dobbiamo dare loro queste opportunità. Oggi invece molto spesso questa strada è preclusa.
Anche perché siamo a 70 governi, onorevole, mi scusi, quando le cose cominciano ad andare cade il governo e dobbiamo ricominciare tutto da capo. Se qualcuno vuole capire questo, se vogliamo che questo paese veramente funzioni. Dottor Padovan, ma lei è esperto di rapporti commerciali Italia-Cina, ma mi sembra che i mari siano agitati. L'altro giorno ho aperto la trasmissione, proprio noi siamo su un mare molto agitato, adesso è agitato il Mar Giallo, il Mar Rosso, il Mar Nero, ecco, ma questi anche imprenditori, questi rapporti commerciali in situazioni molto tese, siamo sulla soglia veramente di conflitti veramente importanti, ecco, come vede questa situazione che è molto imbarazzante per le imprese che abbiamo visto con la Russia, veramente con dei paesi incredibili, con l'Ucraina, come la mettiamo? I nostri investitori? Cominciamo col dire che il mare è in tempesta. Il mare è in tempesta perché in tempesta, è in tempesta. La guerra in Ucraina ha rotto un sistema economico europeo e anche italiano, di cui le aziende venete sono le prime vittime, perché esisteva un meccanismo economico che vedeva la Germania come perno di un meccanismo dove prendeva materie prime e dei semilavorati a relativamente basso costo dalla Russia e anche dall'Ucraina, le trasformava in collaborazione con le aziende del Veneto. La Germania è il primo partner commerciale dell'Italia, è il primo partner commerciale in assoluto del Veneto, sia in acquisto che in vendita. E poi la Germania andava a vendere prodotti in giro per il mondo, tra cui anche la Cina, e la Germania era l'unico paese industrializzato al mondo ad avere un saldo commerciale attivo, cioè esportava di più in Cina di quello che importava. L'Italia invece diciamo che faceva un po' il contrario, importava di più dalla Cina, tuttora importa di più dalla Cina, molto di più di quello che esporta. Però c'era grossa importazione indiretta tramite la Germania. Pensiamo a tutto il settore della meccanica, che nel Veneto è in assoluto il primo settore produttivo. Con la guerra in Ucraina questo sistema si è rotto. La Germania è in recessione e se la Germania è in recessione lo sono anche le aziende del Veneto e una buona fetta delle aziende italiane. A questo si aggiunge una serie di problematiche, per esempio la chiusura del Mar Rosso, che in questo momento sta facendo schizzare di nuovo il costo dei noli dei container, quindi diciamo sta creando un meccanismo che avrà un impatto inflattivo, che andrà ad aggravare ulteriormente la situazione che c'è, e in più c'è questa dialettica politica che è iniziata ormai da qualche anno di contrapposizione tra blocchi, che sta creando una frattura nel mercato globale. E questa frattura nel mercato globale, io vado a vendere soltanto quelli che sono i paesi che vengono chiamati like-minded, cioè quelli che la pensano più o meno come me, però crea un problema importante, e cioè questo. Se io devo andare a vendere in un mercato che non sta crescendo, posso solo che calare. E purtroppo Europa e Stati Uniti hanno finito di crescere da un bel pezzo. Quali sono i paesi che invece stanno crescendo ancora in maniera robusta? Sono i paesi del Far East, c'è la Cina, ancora che nonostante tutte le crisi che ha in corso in questo momento, che sono anche gravi, comunque è un paese che ha una classe media ancora in crescita, e tutti i paesi del sud-est asiatico. Quindi c'è una partita di carattere geopolitica ed economica che deve essere giocata, e che deve essere giocata sul Pacifico, e che per noi, per le nostre aziende, è prioritario. Nel 2021 ho pubblicato un rapporto dal nord-est al Far East, che era sottotitolato 107 miliardi di ragioni per non perdere l'affare del secolo. Perché 107 miliardi è quanto noi potremmo, come nord-est, potremmo vendere in tutto il Far East, con lo stesso rapporto che c'è tra import ed export che abbiamo con gli Stati Uniti. E tanto per capire, 107 miliardi è esattamente il valore dell'export che l'Italia fa in tutta l'Europa. E l'Europa ha l'Unione Europea ha oltre 400 milioni di abitanti, gli Stati Uniti hanno 370 milioni di abitanti. In tutto il Far East solo la classe media alto spendente, cioè con tanti soldi, supera i 400 milioni. Quindi c'è un mercato enorme a cui noi sostanzialmente non stiamo accedendo per delle scelte un po' politiche, un po' per il fatto che non stiamo aiutando le nostre aziende a capire che lì c'è un mercato dove poter andare. Perché è un sistema malato che non sta programmando
perché vuoi anche per poca competenza, vuoi perché veramente c'è questo... Lei ha detto sono gli oceani in tempesta e noi ci siamo dentro, però ci siamo dentro fino al collo e se qualcuno non sta attenta rischiamo di affogare. Allora, ha sentito, onorevole, come siamo preparati questa mattina? Ha sentito che ospite ho con idee chiare, con numeri certi, sicuri, non che oscilla. Questi sono i numeri, questo è quello che si dovrebbe fare. Sì. Prego, onorevole. Guardi, assolutamente sì. Io faccio una prima affermazione. In questo momento abbiamo tensioni a livello mondiale che riguardano più di 30 conflitti accertati nel mondo, sapendo che quelle più vicine a noi, a partire dalla Russia, Ucraina, ma anche il drammatico conflitto israeliano, palestinese, e quello che questo comporta, perché con le tante tensioni, il Libano, la Cisgiordania e tutta una serie di stati che destabilizzano il quadro geopolitico in questo momento, un continente come l'Africa, che assolutamente in questo momento preda sicuramente di nuovi stati che avanzano, la Cina da tempo che ha messo le mani sull'Africa, solo per fare un esempio, la mancanza di democrazia sicuramente in questo continente. Prima la torta se la sono fatta gli altri, adesso tocca alla Cina, perché diciamola veramente. Sì, tutti hanno sfruttato, certamente, questo ha ragione, le tensioni nel Mediterraneo e un ruolo dell'Europa in questo momento troppo debole rispetto ad un'azione che noi dovremmo rivendicare, perché gli Stati Uniti anch'essi stanno dimostrando poca lungimiranza in questo momento, poca autorevolezza rispetto anche agli scenari internazionali. In sostanza, se noi continuiamo con gli egoismi statali nazionali anche all'interno dell'Europa, è chiaro che non saremo in grado di supportare le nostre aziende, ma anche di avere una visione politica di largo respiro. Cioè l'Europa deve diventare fondamentale in questo gioco di scontro che c'è tra i grandi stati in questo momento, tra le grandi potenze, dove però gli Stati Uniti si sono fortemente indeboliti. Quindi noi dobbiamo cercare, Italia, Francia, Germania, diciamo coloro che dovrebbero trainare di più il sistema Europa, di avere una politica industriale di largo respiro che oggi ancora non c'è, che è anche causata da questi conflitti internazionali, certamente, ma non solo. L'autorevolezza che noi avevamo conquistato con Draghi al governo come Italia in Europa, in questo momento manca del tutto, tanto è vero che si sta parlando di ridare un ruolo ancora più forte. Lo vediamo passeggiare molto volentieri su questi posti. Onorevole, ci siamo. Senta, onorevole, io devo farle una domanda, però assolutamente. Mi scuso anche con l'ospite, ma vi inviterò ancora. Onorevole, ma vi rendete conto che forse è giunto il momento di quando una donna è maltrattata, quando una donna è picchiata e sappiamo che il colpevole è il marito, il compagno, di lasciare a casa la donna con i bambini e portare via il compagno e non traumatizzare questi bambini portandoli in una comunità che per quanto protetta, per quanto bella non è la loro casa, non è la loro camera, i loro giochi. Vogliamo portare via questo uomo e lasciare la donna nella sua casa e mettere in sicurezza nella sua casa la donna? Onorevole, non ne posso più di vedere queste donne che lasciano le loro case. Io ho visto i bambini traumatizzati che scappano dalle comunità e ritornano a casa. Onorevole, mi raccomando, prego. Allora, guardi, su questo le posso assicurare che al di là delle leggi, io oggi mi sento di dire che ci sono delle buone leggi a livello nazionale, il problema poi è l'applicazione di queste leggi, perché l'applicazione delle leggi, una volta che noi all'unanimità, anche questa volta come bicamerale femminicidio, tutti gli schieramenti politici di destra, di centro, di sinistra, abbiamo votato all'unanimità per rafforzare il cosiddetto codice rosso. Contemporaneamente però serve una formazione dei magistrati, delle forze dell'ordine, degli operatori sociosanitari che deve essere totale, oggi ancora non c'è.
soprattutto queste donne si devono sentire nelle condizioni intanto di denunciare subito, anche quando ci sono dei dubbi, quando ci sono dei primi segnali, bisogna comunque denunciare, perché denunciare subito significa aprire immediatamente un provvedimento. Secondo, con l'applicazione corretta del codice rosso, una volta che io denuncio, l'uomo maltrattante viene allontanato immediatamente dalla casa e se il magistrato non lo fa in tempi stringenti, si cambia magistrato. Oggi invece, fino a un mese fa, non era... ma noi adesso questo, dottoressa, lo abbiamo scritto. Onorevole, ma anche io ho la Costituzione che è scritta chiara, ma se poi non si applica tutte quelle cose che sta dicendo lei, cosa ne facciamo? Ma infatti, dottoressa, le dico questo, l'applicazione corretta, quando noi abbiamo legiferato, poi non la facciamo noi direttamente, non è un modo per scaricare responsabilità, ma ci vogliono magistrati formati, ci vogliono operatori formati a tutti i livelli, perché altrimenti, e poi prendersi cura di queste donne, di questi bambini, prima, durante e dopo. Allora, prima di tutto politiche di prevenzione. Io le dico una cosa, sono stata relatrice e sono intervenuta nel dibattito che abbiamo avuto in aula per questa nuova legge sul rafforzamento del codice rosso. Nel Regno Unito, oltre ad avere queste leggi, hanno messo in piedi una rete sociale di protezione e quindi di prevenzione attorno al sistema donna, che significa realmente prevenire violenze, maltrattamenti, primi segnali. C'è certamente un contesto culturale che oggi lei lo ha fatto ben vedere anche nella prima parte della puntata. C'è un degrado, una violenza che non è soltanto fisica, è una violenza psicologica. C'è una cattiveria, una aggressività che abbiamo scoperto ancora di più dopo il Covid, che è evidente che ci porta a dire che questa guerra Devo che finire, è una piaga onorevole, però sociale. le inviterò ancora, speriamo di vederci, Sì. Mi dispiace per Leone, non sono riuscita a passare la linea, ma sono tantissime le telefonate, il popolo vuole parlare, onorevole, lo dico anche al dottor Padovan, vi inviterò ancora, grazie. La posta di Mirella che è una poesia bellissima. E come avevo promesso inizieremo a leggere lo Schieson 2024 che ha portato il Presidente Conte per capire l'importanza delle tradizioni anche di leggere lo Schieson, almanacco lunario col pronostico de Beppi Gobbo da Casier. Sentiamo cosa scrive. Goda legge tutto in dialetto, Vorrei che non sia facile, vediamo. Mi ho preparato un fià, insomma, mica tanto, ma insomma mi ho un fià preparato. Vediamo se riusciamo bene. Stai attenti a quello che vi leggo. Pronostico. Un altro anno le scampate corsa, portando tante robe in te borsa. Guerre, gran disgrazie e cattiverie. De maldicenze proprio una gran serie. La colpa par degli altri, ma in verità la colpa è la nostra volontà, che non è buona di attaccare le pesse senza pensare sotto un interesse. Quello che dico me. E la politica che non trova mai la soluzione a certi nostri guai. L'enda in malora anche la sanità, per un risparmio che copa in maia, ma no chi che ste leggi ha deciso e che se gode il suo paradiso. Un orso ontoso ga copà, e adesso all'orso la colpa se che dà, ma i lupi e i cinghiai senza freni la semmo chi ne occupa i terreni. La scuola la ne lascia più ignoranti, non che più rispetto per insegnanti. Ma veniamo adesso a dare i contributi al nuovo anno, che se qua arriva, che mi pare pieno di novità, e tireremo fuori finalmente l'acqua che ne serve furbamente, stroppando i busi lungo la sovia, che ne spande un muccio e così sia. E usando le acque bianche depurae, faremo un gran piacere ai nostri campi,
e rancurando piova come una volta, senza buttarla via in maniera stolta, quanto che se sparagna vedremo e più di rispetto della terra mostreremo. I giovani si imbambolà, ma credo che stavolta capirà che il nuovo mondo dipende anche da loro, che ha da tirar fuori dei valori. Nell'anno nuovo un fiat di più coscienza farà capire quanta convenienza che in te una pace fatta ben, che da miseria che ne è abbastanza e che è meglio ritrovare la speranza, speriamo. Ma la seme che vi dica una confidenza, go sempre confidente a scienza, proprio perché sono un mago, sceson, i miei pronostici mi ha dato sempre ragione, ma stavolta mi tocca dirvi a tutta, la vedo proprio brutta. Credevo che i capi di Stato i facesse giudizio, ma me pare che ne porta un tantin in precipizio. Guerre di qua, guerre di là, e non si sa come che finirà. Ma il Signor, nostro paron, gli darà un bel sgorlon, che le farà mettere